lunedì, buon inizio di settimana a tutti voi. Prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, come sempre in diretta, collegamenti con le redazioni, immagini, nuove notizie, poi gli approfondimenti che contraddistinguono questa edizione dei nostri notiziari. Saremo insieme fino alle 14:30. In apertura andiamo subito sulla Marmolada con le immagini che siamo riusciti a darvi anche ieri nel corso dei nostri notiziari, perché c'è stato un nuovo sopralluogo aereo sopra il ghiacciaio della Marmolada a seguito di una segnalazione da parte del gestore del rifugio. I tecnici della provincia stanno effettuando delle verifiche in relazione ad un nuovo distacco. Chi ha dato l'allarme ha parlato di un forte boato sulla destra orografica del massiccio e di un grande crepaccio che si è palesato. Dalle prime rilevazioni aeree si stima che il crepaccio abbia una larghezza di circa 200 metri per uno spessore tra i 25 e i 35 metri. La zona è interdetta agli escursionisti dopo la tragedia del 3 luglio scorso. Le attività di osservazione del ghiacciaio proseguono non stop, ovviamente tramite laser e interferometro, ma la notizia di oggi è che sono state sospese tutte le operazioni ovviamente da terra, ma anche le operazioni con i droni. Sapete che in questi giorni stavano andando avanti con i droni del soccorso alpino le operazioni per vedere se vi fossero nuovi resti riaffiorati dopo il crollo del Seracqua. Invece queste operazioni, che poi sarebbero servite a RIS di Parma per ulteriori riconoscimenti, sono state sospese proprio a causa del nuovo crepaccio di circa 200 metri che si è creato sulla Marmolada. Quindi situazione ovviamente monitorata e sotto controllo. Più tardi probabilmente riusciremo anche a collegarci con un esperto glaciologo dell'Università di Padova per provare a fare il punto e capire queste alte temperature che cosa potrebbero ancora portare. Poi restiamo nel Padovano, perché purtroppo in mattinata c'è stato un incidente mortale a San Pietro in Gu. Un'auto si è scontrata, un furgone scusate, si è scontrato contro un camion più o meno davanti alla stazione ferroviaria del comune del Padovano. Ci sono 2 morti. Vediamo i dettagli. Allora, il servizio ancora, mi dicono dalla regia, non è pronto. Allora diamo subito la linea ai nostri ospiti, perché in apertura di questa edizione del telegiornale vogliamo portare alla vostra attenzione una ricerca alla quale ha collaborato anche l'Università di Padova. Vi presento Daniele Donà e Costanza Di Chiara, che sono 2 ricercatori dell'Università di Padova. Vedo collegato Daniele. Buongiorno Daniele, intanto attendiamo la sua collega. Buongiorno, grazie per essersi collegato con noi. Allora, io Daniele non voglio anticipare nulla, nel senso che è una ricerca della quale siamo venuti a conoscenza anche con delle notizie battute dall'agenzia di stampa, e che ha portato ad un esito, ovvero si è capito che gli anticorpi di bambini che sono stati contagiati dal Covid sono 5 volte superiori rispetto a quelli che invece voi avete trovato negli adulti. Ci racconta la genesi della ricerca. È una ricerca co-condotta che ha portato appunto alla pubblicazione dei risultati all'interno di un paper. Come ci siete arrivati? Innanzitutto grazie per questo invito. Sì, sicuramente tutto è iniziato a marzo 2020, come ovviamente tutti voi ben sapete, qui presso l'azienda ospedale Università di Padova, in particolare appunto nel Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino. Già da marzo 2020 abbiamo pensato di creare questo ambulatorio, un ambulatorio per le famiglie con il Covid. Voi ben sapete quanto all'inizio soprattutto c'era bisogno di risposte, quanto questa nuova infezione facesse paura e quanto soprattutto per gli infetti della prima ondata ci fosse proprio un senso di incertezza e di solitudine delle risposte che erano necessarie. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato questo ambulatorio multidisciplinare, quindi abbiamo usato diverse figure, la medicina laboratorio, l'infettivologia, la cardiologia, la pneumologia e anche appunto un supporto psicologico. Questo perché? Perché era compito nostro dare delle risposte a queste famiglie e soprattutto anche alla comunità. Quindi pian piano con il tempo queste famiglie hanno incominciato appunto a venire presso il nostro ambulatorio dopo che avevano appunto avuto un'esperienza di un'infezione da SARS-CoV-2, e in questo ambulatorio quindi c'era una presa in carico multidisciplinare, e insieme ai vari servizi offerti c'era appunto quella possibilità di raccogliere dei campioni per poi studiare la sierologia, cioè la risposta anticorpale e anche appunto cellulare poi abbiamo fatto all'infezione acuta. E da questo poi nasce questo studio, quindi per rispondere a sicuramente domande in acuto
Quindi che cosa sta succedendo, com'è questa infezione, perché effettivamente era completamente nuova, non sapevamo ancora a cosa andavamo incontro. E poi a risposte anche che sono esordite più tardivamente, cioè l'infezione data, la risposta data appunto dall'infezione, quanto può durare? È da qui che poi nasce appunto questo studio. Quindi questo studio rappresenta un po' anni di lavoro che abbiamo fatto con queste famiglie, che ad oggi sono quelle che seguiamo, sono circa 500, quindi un alto numero di famiglie, ecco. Senta professore, lei ha parlato di sintomatologia acuta, che peraltro i bambini hanno presentato in parte molto limitata rispetto agli adulti, no? Inizialmente quello che notavamo era che i bambini riuscivano a superare questo virus in maniera più facile, più veloce, cosa che forse oggi con questa Omicron 5 non si sta verificando. Ci conferma questo, ecco, anche questo gap, questa differenza tra sintomi pari quasi allo zero e invece la sintomatologia acuta? Assolutamente, era proprio così. Quindi questo era il primo focus che abbiamo avuto studiando questi bambini. Come mai i bambini, che erano una delle popolazioni che ci spaventava di più all'inizio, effettivamente, soprattutto quelli più piccoli, come mai presentavano sintomi più lievi? Ed effettivamente quello che abbiamo visto, che adesso la dottoressa Di Chiara appunto vi spiegherà anche in questo studio, quello che abbiamo visto è che non solo la parte umorale, cioè la serologia, ma anche la cellulare, permette ai bambini, per le loro caratteristiche proprio fisiologiche, di avere una risposta più focalizzata e più rapida rispetto a questa infezione, perché è un po', diciamo così, il loro ruolo, no? Crescere conoscendo diversi tipi di virus, e così hanno fatto anche per il SARS-CoV-2. Ecco, poi sarà interessante anche capire, e le farò anche alcune domande legate ai dispositivi di protezione, perché in qualche modo noi abbiamo visto che nei 2 anni in cui sono stati usati i dispositivi di protezione nelle scuole, ma anche ad esempio negli asili da parte degli adulti, determinati virus pare siano quasi scomparsi. I vecchi virus, non so, l'intestinale piuttosto che vari virus, si erano affievoliti proprio perché questi bambini avevano queste protezioni, salvo poi una volta spogliati da queste protezioni, perché ne è venuto meno anche dal punto di vista di politiche sanitarie e governative, sono tornati questi virus, cioè i bambini ne hanno avuti in maniera esponenziale, e questo insomma ce l'hanno confermato i pediatri. Allora si è collegata Costanza Di Chiara. Buongiorno Costanza, grazie, so che lei è collegata dal cellulare, quindi grazie anche per lo sforzo che sta facendo. Allora Costanza, entriamo ancora di più dentro questo lavoro. Sì, come vi ha accennato il collega, il dottor Daniele Donà, abbiamo condotto il nostro studio su corpi familiari di infezione da SARS-CoV-2. In particolare il lavoro che potete leggere, che è stato recentemente pubblicato, racchiude i dati delle prime 252 famiglie arruolate per un totale di 700 individui positivi tra bambini e adulti. Tutte le famiglie sono state arruolate nelle prime ondate pandemiche, quindi infettate con la variante parental, la prima variante di Wuhan, e la seconda, la variante Delta. E abbiamo trovato risultati molto interessanti. Come vedo scritto anche sul titolo, i bambini più sono piccoli e più anticorpi producono contro il SARS-CoV-2. In particolare i bambini più piccoli, sotto i 3 anni, hanno un titolo anticorpale che è 5 volte maggiore rispetto ai soggetti con un'età superiore a 18 anni, quindi rispetto ai loro genitori. E questo è un risultato molto interessante. Non solo, abbiamo visto anche che il titolo anticorpale rimane alto nel tempo. Infatti ai controlli dopo i 12 mesi dall'infezione tutti gli individui avevano un titolo anticorpale misurabile. Chiaramente quello che abbiamo visto noi è, come atteso e come dimostrato da altre ricerche, il titolo anticorpale rimane oltre 12 mesi ma cala progressivamente nel tempo. Gli anticorpi rimangono alti infatti nei primi 200 giorni dopo l'infezione e poi tendono a scendere, quindi questo rafforza ulteriormente l'importanza della vaccinazione anche dopo l'infezione, non solo per gli adulti ma anche per i bambini. Però sicuramente, Costanza, la vostra indagine potrà anche aiutare a stabilire quale intervallo di tempo potrebbe essere utile utilizzare
dalla prima, diciamo, vaccinazione a una seconda, soprattutto per i bambini, perché abbiamo visto che fino adesso l'intervallo di tempo tra una dose e l'altra era uniforme, sia che si trattasse di bambini sia che si trattasse di adulti. Adesso a ottobre avremo questo richiamo con questi vaccini aggiornati e forse potrà essere utile anche la vostra scoperta per magari allungare l'intervallo di tempo tra una dose e l'altra per i bambini, visto che appunto la loro risposta anticorpale è più alta rispetto a quello degli adulti. Lei pensa che possa essere anche possibile un utilizzo, un'applicazione della vostra ricerca in questo senso? Beh, sicuramente la nostra ricerca darà informazioni utilissime per le future campagne vaccinali. Come ben sapete, però non si può basare solo su un unico lavoro, ma devono essere tanti lavori messi insieme, tanti numeri studiati per poi definire i programmi vaccinali, però sicuramente è un punto di partenza per pensare anche a nuove strategie vaccinali. Vedere il calo degli anticorpi dopo i primi 200 giorni, a mio avviso, ci fa pensare che l'attuale campagna vaccinale con le tempistiche che sono state ad oggi stabilite è già una buona campagna vaccinale, per cui ecco, mi sento di appoggiare le tempistiche se sono state già definite, ma sicuramente il nostro lavoro con altri che usciranno sicuramente nelle popolazioni pediatriche aiuteranno poi a ottimizzare le tempistiche, come già stanno facendo del resto. Senta, lei stava dicendo, ha parlato appunto di calo, no? Dopo i 200 giorni, è possibile misurarlo a livello percentuale questo calo? Di che tipo di calo stiamo parlando? Allora, al momento a livello percentuale non abbiamo ancora valutato nell'esattezza, però guardando le prime curve si vede un calo del 30 al 40% dopo i primi 200 giorni, quindi se volete più o meno una percentuale è questa la percentuale di calo del titolo anticorpale, che è parallela sia nel bambino sotto i 6 anni, nell'adolescente tra i 6 e i 18 e nell'adulto oltre i 18, quindi diciamo che il calo degli anticorpi in percentuale è uguale per tutte le età. I bambini chiaramente partendo più alti poi mantengono un titolo più alto, ovviamente. Esatto. Donà, torno un attimo da lei, perché parliamo di anticorpi in maniera generica. Le farò una domanda che probabilmente per voi sarà banale, ma l'anticorpo forte, più o meno numeroso, sono due variabili differenti. Quindi c'è una forza ma anche una quantità. Sì, esatto, più che forza possiamo dire più focalizzato. Cioè il corpo risponde, per esempio, all'infezione producendo degli anticorpi che sono specifici per quel tipo di infezione. Poi gli anticorpi che abbiamo prodotto per un tipo di infezione possono, come succede, cross-reagire, si dice, cioè essere utili anche per altre varianti. Per quello si diceva bisogna valutare adesso anche con la nuova variante, perché il virus fa quello che deve fare, cioè muta per sopravvivere. Noi facciamo la nostra parte, cioè ci difendiamo. E quindi gli anticorpi che abbiamo visto, vedete in questo studio per esempio di cui abbiamo appena parlato, come dice la mia collega, si riferiva a famiglie che erano state infettate dalla prima variante, quella di Wuhan per intenderci, e la successiva la Delta. Come è stato dimostrato c'è una cross-reazione di protezione anche verso l'Omicron, ma dobbiamo ancora definirla. In che misura poi, professore, entra anche la vaccinazione ora nei vostri studi? Quindi l'anticorpo dato dal contagio e quello invece dato dalla vaccinazione? È un'ottima domanda, quello che ce lo siamo chiesti anche noi ed è per quello che lo stiamo approfondendo ora, con altri studi mirati specificatamente a pazienti solo vaccinati, confrontando con pazienti che avevano avuto un'infezione con una variante rispetto con un'altra e poi vaccinati, e anche pazienti vaccinati che comunque assumono terapie immunosoppressive. E questo sarà molto importante perché ci farà capire, appunto, come diceva lei, innanzitutto quanta è la protezione anche nei confronti dell'Omicron e soprattutto quanto dura, e quindi informare campagne vaccinali anche per popolazioni che sono più fragili. In questo caso il vostro modus operandi è applicato al contagio da Covid, quindi il virus del SARS-CoV-2, ma possiamo immaginare che la regola possa valere anche per tutti gli altri tipi di virus e quindi anche per poi andare a gestire un eventuale vaccino per l'influenza, piuttosto che, cioè, una regola generale? Sì, ha perfettamente ragione, nel senso che quello che viene fatto per l'influenza, cioè questo viene già fatto per l'influenza, no? Ogni anno il vaccino per l'influenza cambia, viene aggiornato,
Perché? Perché ci sono, per l'influenza, che un po' ha avuto la storia, no? È un po' è il precedente al Covid, ma la storia è abbastanza analoga, ci sono dei, diciamo così, dei centri che sorvegliano i diversi tipi di influenze nei due emisferi, dove per noi è estate, l'altro emisfero è inverno, quindi si vengono prodotti dei vaccini in base a che cosa? Le varianti predominanti. Questo è quello che in futuro succederà anche probabilmente per il Covid. Quindi hai ragione, esattamente così. Le faccio un'altra domanda, ma davvero noi la facciamo da giornalisti, quindi siamo profani e abbiamo raccolto in questi 2 anni, dove abbiamo anche noi imparato a parlare di Covid, informazioni, e in questi 2 anni abbiamo anche capito che il Covid colpisce in maniera più o meno severa anche, e forse qui so che ci sono degli studi, in base al profilo genetico del soggetto che attacca, insomma, del soggetto che sta ospitando il virus. Lei pensa che anche per i bambini ci possano essere sviluppi di questo tipo, ricerche di questo tipo? Avete notato qualcosa, visto che voi vi siete occupati di famiglie? Sì, sicuramente. La parte genetica è una parte che viene indagata nell'adulto, ma soprattutto ha senso, e quindi stiamo già facendo con altri studi internazionali anche studi più mirati sulla parte genetica nei bambini, perché come spiegava precisamente lei, effettivamente i bambini hanno una sintomatologia più lieve, però c'è una percentuale di bambini che presenta un quadro severo, quasi compatibile con quello dell'adulto. Quindi quello che ci stiamo chiedendo è perché questi bambini hanno un decorso di questo tipo, e non sto parlando solo di bambini che hanno delle comorbidità. Ovvio, chi ha delle comorbidità è più esposto e più prono ad avere una malattia severa, ma non sono solo quelli. Quindi sicuramente una componente genetica è ancora in fase di studio, ma una componente genetica è fondamentale, deve essere studiata. Costanza, torno da lei, grazie professore. Costanza, torno da lei. Allora, state lavorando e adesso il focus sarà Omicron 5. Esatto, il nostro studio sta andando avanti e non è chiuso. Le famiglie vengono continuamente viste presso il nostro ambulatorio, gli accertamenti vengono continuamente eseguiti e non solo stiamo continuando il follow up a distanza per arrivare ai 18 e 24 mesi delle famiglie infettate con la parental e con la delta, ma stiamo valutando anche la risposta anticorpale nelle nuove famiglie che sono infettate con Omicron, per valutare eventuali differenze nella risposta anticorpale e soprattutto, come diceva il collega, per valutare quella che è la protezione verso la nuova variante. Ci sono anche dei dati che abbiamo a disposizione in merito al long Covid, invece so che non ve ne sono per ora, ne si parlava dietro le quinte anche col dottor Giaquinto, con cui ovviamente voi state collaborando per questo studio, ma i post, insomma, che poi possono avere i bambini che sono stati contagiati dal Covid, quando si avranno a disposizione dei dati che ci permetteranno di trarre delle conclusioni? Allora sì, come ha detto bene, noi stiamo lavorando insieme al professore Giaquinto, che è il nostro responsabile, insieme al dottor Donà, già sui primi dati del long Covid in età pediatrica. Alcuni dei nostri pazienti che seguiamo dall'inizio della pandemia stanno sviluppando sintomi compatibili con la sindrome del post-Covid, il chiamato long Covid. Fortunatamente sembrerebbero essere meno forse i bambini rispetto agli adulti che presentano i sintomi di long Covid, però anche è vero che è durante la ondata attuale della Omicron che i bambini sono stati largamente colpiti. Sono più di 23.500 i bambini che hanno un tampone positivo nella regione Veneto, dati che abbiamo a disposizione e dati sui quali poi valuteremo l'effettiva incidenza del long Covid in età pediatrica, per cui sicuramente nei prossimi mesi sapremo darvi più informazioni sia su quella che è la percentuale dei bambini che sviluppano sintomi di long Covid, ma anche su quelli che sono i sintomi più comuni del long Covid in età pediatrica. Certo è che la vaccinazione, che ci protegge non solo da evoluzione severa del Covid, ma anche da eventuale proprio infezione, è sicuramente protettiva anche verso le sindromi così Covid correlate. Quindi rimarchiamo l'importanza della vaccinazione in età pediatrica, non solo per la infezione acuta, ma anche per le sue conseguenze tardive.
Grazie davvero per questo racconto. Abbiamo provato anche ad andare dietro le quinte per raccontarvi che cosa sta accadendo, a che cosa si sta studiando e quindi le nuove scoperte che poi andranno ad influire anche sulle decisioni che verranno prese. Sappiamo che insomma siamo in piena estate, ma il nuovo anno scolastico è alle porte, da qui insomma sia nuove politiche di vaccinazione come decisioni di nuove politiche sanitarie. Quindi ringrazio davvero il dottor Daniele Donà e la dottoressa Costanza Di Chiara per averci dedicato insomma a questo spazio nella loro giornata. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie, è stato un piacere. Grazie. Arrivederci e buon lavoro ovviamente. Arrivederci. Ecco, allora, il Covid e i bambini, il titolo anticorpale 5 volte più alto dei bambini che hanno contratto il coronavirus con variante, come avete sentito, Delta, quindi gli studi adesso per la variante Omicron proseguono proprio per cercare di capire se questo valore che i nostri ricercatori sono riusciti a scovare può dirsi tale anche per la nuova variante del coronavirus. Dovremo andare in pubblicità adesso e poi in collegamento con la nostra Erinda da Chioggia, perché è stato firmato un protocollo davvero importante per quanto riguarda tutto il sistema dei porti. A tra poco. Ben ritrovati, buongiorno, buon inizio di settimana, prima edizione dei nostri notiziari. In apertura il focus con i due pediatri Daniele Donà e Costanza Di Chiara, che hanno lavorato con l'Università di Padova per restituirci dei dati legati al titolo anticorpale dei bambini, che pare, una volta contagiati e guariti dal Covid, il titolo anticorpale sia 5 volte più alto rispetto agli adulti, quindi la grande forza e resilienza dei bambini anche di fronte al Covid-19. Adesso subito invece a Chioggia con la nostra Erinda per un protocollo che è stato firmato proprio in mattinata per quanto riguarda tutto il sistema portuale. E allora diamo subito la linea ad Erinda. Buongiorno Anna, oggi sottoscritto a Chioggia l'accordo che prevede l'adozione del documento di pianificazione strategica di sistema portuale. Sono in compagnia del presidente del sistema portuale di Venezia e Chioggia, che ci spiegherà nel dettaglio di che cosa si tratta. Presidente, grazie prima di tutto per la sua disponibilità. Infatti, perché è importante questo accordo per la città di Chioggia? Allora, è importante perché è una parte del lavoro che stiamo facendo per il rilancio di Chioggia come componente strategica fondamentale del sistema portuale del mare Adriatico settentrionale. Oggi è un accordo che noi stiamo facendo con le singoli nodi portuali che poi costituiscono il sistema portuale, quindi ce ne sarà poi uno anche a Venezia, ed è un accordo che ci serve per fare il passaggio successivo, cioè il documento di programmazione strategica di sistema. L'accordo contiene già delle scelte che l'autorità di sistema e il comune di Chioggia hanno compiuto nell'andare a identificare quelle aree di interazione porto-città che saranno poi nel documento di programmazione strategica e nel piano regolatore identificate come aree in cui è il comune a dover poi rilasciare le autorizzazioni per insediarvi delle funzioni. È quindi un passaggio importante, non si vanno ad identificare già da oggi in dettaglio le funzioni perché quello sarà il compito del piano regolatore portuale, ma oggi abbiamo già sbloccato parti importanti come per esempio alcune aree di archeologia industriale che vengono chiaramente spostate nel campo, la palla va nel campo del comune, quindi lì si possono insediare anche delle funzioni tra l'altro coerenti con la destinazione anche turistica e croceristica che la città sta sviluppando. I prossimi passaggi quindi saranno la redazione del documento di programmazione di sistema che, come dice il stesso nome, sarà uno per tutto il sistema portuale, per poi arrivare al piano regolatore che invece sarà specifico per Chioggia. Quindi come si inserisce Chioggia nel sistema portuale con gli altri comuni? Allora, Chioggia si inserisce con una chiara vocazione sia
commerciale che turistico-croceristica. La parte commerciale è alla nostra attenzione, sia con l'attenzione che stiamo facendo nel mantenere e nel lavorare ai dragaggi, ma anche abbiamo delle richieste molto importanti per insediare attività soprattutto nel settore delle rinfuse. E invece la parte dei saloni è più dedicata appunto gradualmente, perché ovviamente sono tutti processi che vanno fatti tenendo conto delle attività economiche in essere, ma la visione strategica ci deve comunque portare a vedere la Chioggia del futuro. Nella parte di saloni invece la vocazione sarà più legata ai passeggeri. Aggiungo che l'autorità portuale sempre nel 2022 lancerà un concorso per la realizzazione del waterfront, quindi lo studio il progetto di fattibilità tecnico-economica di tutta la parte più di cerniera tra il porto e la città, e quindi anche con un'attenzione particolare al layout di qualità che bisogna avere in queste aree, dove devo dire anche l'esperienza diretta del cittadino oppure del crocerista o del turista è importante come finestra per la città di Chioggia, che diventa una destinazione croceristica, non è soltanto un backup o una scelta alternativa, no, a Venezia, ma il progetto è di lavorare pian piano anche con la comunità locale nel preparare una migliore accoglienza croceristica che sia al pari delle esigenze di questo turismo di lusso che di fatto arriva con queste navi a Chioggia. Infatti, proprio per parlare del sistema delle crociere che è iniziato già da giugno, come sta andando qui a Chioggia o anche in generale a Venezia? Il tema, a Chioggia è stato, abbiamo buttato un po' il cuore oltre l'ostacolo, nel senso che siamo partiti dando a VTP, che è la società che ha in concessione appunto il servizio di accoglienza passeggeri, l'autorizzazione a operare a Chioggia. Perché dico il cuore oltre l'ostacolo? Perché poi in parallelo il governo ha formalmente approvato questa iniziativa con una legge, la 68 del 2022, che ha consentito a me come commissario straordinario di governo delle grandi navi di operare anche a Chioggia, dando delle risorse pari a €1 milione per arredi di banchine e attività di dragaggio, ma anche per consentire a VTP di poter operare. Quindi la risposta è stata molto positiva, la cittadinanza pure ha risposto bene, il sindaco e il comune sono stati di grande supporto, oltre soprattutto al grandissimo lavoro fatto dalla Capitaneria di Porto, e quindi grande risposta anche lato privato. Le compagnie vogliono venire a Chioggia perché è uno scalo sicuro. L'importanza in questo settore è la possibilità di programmare i prossimi scali e ripeto, secondo me c'è un grosso lavoro da fare anche della costruzione, sono programmazioni che si fanno 2 o 3 anni prima, quindi c'è tutto il tempo di programmare con la dovuta calma ma con la necessaria qualità la Chioggia turistica e croceristica del futuro. In generale il settore della croceristica al netto del durissimo colpo ricevuto l'anno scorso, con le attività commissariali sta andando secondo quanto previsto dal decreto 103. Abbiamo realizzato i 2 ormeggi presso la banchina Liguria e Lombardia, abbiamo utilizzato in parte la darsena di nord di Fusina, adesso Chioggia, e adesso stiamo lavorando per il nuovo ormeggio a Canale Nord lato nord temporaneo, per poi sviluppare dopo il mese di agosto i temi più grandi, che sono la stazione marittima, ma soprattutto i lavori di accessibilità nautica, e su quello è importantissimo che non soltanto le autorità portuali, i comuni, ma tutta la regione del Veneto e tutti gli operatori si facciano compatti nel supportarci nei confronti col Ministero dell'Ambiente per i 2 documenti che determinano la nostra capacità di garantire l'accessibilità: protocollo fanghi e piano morfologico. Lì è una partita molto aperta e su cui ancora non abbiamo una risposta, ma che stiamo seguendo tenacemente. Perfetto, grazie Presidente. Anna, se non ci sono altre domande io ti restituisco la linea. Grazie alla nostra Erinda, collegamento da Chioggia. Andiamo avanti noi con le nostre notizie, perché dobbiamo darvi degli aggiornamenti legati alla morte della piccola, il suo corpo trovato in un canale. I genitori la stavano cercando. Siamo sempre nel Padovano, potrebbe essere svolta in giornata l'autopsia sul corpo della piccola, la bimba marocchina morta sabato dopo essere scivolata in un canale. La procura indaga i genitori per omicidio colposo.
Sono indagati per omicidio colposo i genitori della piccola Yakut, la bimba di 2 anni morta sabato pomeriggio dopo essere caduta in un canale nelle campagne di Stanghella. La procura di Rovigo ha aperto un'inchiesta disposta all'autopsia sul corpicino della bimba che ad agosto avrebbe compiuto 3 anni. L'incarico potrebbe essere già affidato in giornata. I carabinieri stanno ricostruendo gli ultimi istanti di vita della bambina, sfuggita alle attenzioni dei familiari mentre stava giocando con degli amichetti. Secondo i primi accertamenti medico-legali, Yakut sarebbe morta per annegamento. Il suo corpicino è stato ritrovato riverso nell'acqua del canale che corre parallelo lungo il Gorzone a circa 200 metri dall'abitazione dove si trovavano i genitori. La piccola con la famiglia abitava a Mestre. Sabato pomeriggio era andata a trovare dei connazionali che vivono in via Canaletta a Stanghella. I bimbi stavano giocando poco lontano dai genitori. Verso le 17:30 l'allarme, nessuno vede più Yakut. Dopo 10 minuti di ricerche la famiglia allerta i carabinieri. Arrivano anche i vigili del fuoco. Dopo 2 ore di ricerche le speranze svaniscono. Intorno alle 19:30 il corpicino della piccola viene visto affiorare dalle acque del canale. Abdelkaim Affan, 44 anni, il papà e la mamma Fatima Affan di 29 sono stati ascoltati dai carabinieri. La procura ha aperto un fascicolo con l'accusa di omicidio colposo. Al momento un atto dovuto per compiere tutti gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica di una tragedia che ha distrutto una famiglia. Allora restiamo nel Padovano. Ieri i vigili del fuoco sono intervenuti in località Passo Fiorine, siamo a Teolo, Monte della Madonna, per un incendio alla sterpaglia che ha lambito il bosco. I pompieri sono partiti da Abano Terme e Padova con un'autopompa, un autobotte, un modulo antincendio boschivo e 7 operatori che hanno iniziato le operazioni di spegnimento circoscrivendo le fiamme di circa 400 metri quadri relative alla zona del picnic. Sul posto anche squadre dell'antincendio boschivo regionale per la bonifica della zona. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 3 ore. La cronaca ci porta nel Bellunese con la notizia dell'ennesima tragedia nella strada lungo la statale Alemagna. Siamo a Castellavazzo, ha perso la vita un giovane motociclista di Longarone, Nicola Valmassoni, 29 anni, era in sella alla sua moto, viaggiava in direzione Cortina quando per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro una vettura. L'impatto è stato violentissimo. Sul posto squadre dell'ANAS, carabinieri e vigili del fuoco. L'incidente ha provocato inevitabili disagi alla circolazione con l'Alemagna che è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia fino alle 9 del mattino. Questa è la notizia di cronaca di ieri, ovviamente, quindi la ripercorriamo per darvi nuovamente notizia della morte del giovane Nicola Valmassoni. Io vedo collegata con noi la nostra Valentina Visentin che è con l'assessore Andrea Aragona. Ci colleghiamo subito con Valentina, quindi restiamo a Padova. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno Anna, parliamo ancora di siccità, sono settimane che teniamo monitorate la situazione dei canali interni padovani, la situazione vede i canali sempre più in secca, come potete vedere alle mie spalle. Qui siamo sul tronco maestro del Bacchiglione, vedete completamente asciutta la riva, non ci sono quasi più pesci e poche le famiglie di papere che si stanno spostando, l'acqua sempre più bassa, di solito l'altezza arrivava, se il collega Cristian Roca Allende inquadra la statua lì in fondo della Madonna, arrivava proprio al pelo della statua, invece adesso vedete sono ben visibili i pali della struttura, quindi insomma una situazione sempre più drammatica. Qui con me c'è l'assessore Andrea Aragona, facciamo il punto della situazione perché state spostando ancora una volta i pesci. Sì, insieme alla Polizia Provinciale, che è l'ente competente per questa attività, stiamo spostando i pesci, lo stiamo già facendo da diversi giorni, anche nelle scorse settimane, perché sappiamo che la secca a cui siamo arrivati non ci lascerà presto, perché possono arrivare delle piogge, le piogge daranno un po' di ossigeno, daranno un po' di acqua in più, ma non riusciranno a trasformare la situazione e portarla alla normalità, e quindi continuiamo con questa operazione di spostamento pesci per evitare poi dei guai sia da un punto di vista etico per i pesci ma anche dal punto di vista igienico-sanitario. Ci sono però in programma misure anche più drastiche per contenere questa secca che è sempre più evidente e sempre più pericolosa.
Sì, diciamo più che per contenere ci sono degli altri possibili effetti. Stiamo monitorando il livello dell'acqua anche sul canale San Gregorio Piovego, canali che danno approvvigionamento di acqua all'inceneritore per il raffreddamento del sistema di incenerimento. Ad oggi c'è ancora acqua. Se però nei prossimi giorni continuerà a non piovere, bisognerà spegnere l'inceneritore e attuare delle politiche di emergenza per i rifiuti, ovvero portarli in discarica a Sant'Urbano. Ecco, e con questi aggiornamenti è tutto. Anna, ti restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Valentina Visentino in questo scorcio meraviglioso di Padova, nonostante appunto si veda un canale, un fiume in quelle condizioni. Allora io do il benvenuto intanto ad Armando Sartori, che ci ha raggiunto qui in studio, Confartigianato del mandamento di Motta, Oderzo e Motta. Buongiorno Armando, grazie per essere con noi. Buongiorno Anna, grazie. Allora grazie noi con lei Armando abbiamo iniziato a fare degli approfondimenti quando si parlava di bonus 110, quindi di edilizia, di grande opportunità ma anche di grande difficoltà, perché poi è un bonus che ha cambiato veste in continuazione, le regole sono cambiate, poi adesso con la crisi di governo non ne parliamo, siamo tutti spaventatissimi e anche di questo parleremo, ma vorrei parlare da una cosa importante, perché voi mercoledì avete un incontro importante per tornare a puntare l'attenzione sulla sicurezza sul lavoro, perché poi succede che emergenze come quelle della sicurezza nei luoghi di lavoro vengono messe da parte quando ve ne sono altre di emergenze, e questo è un grande rischio. Voi avete come Confartigianato state continuando a puntare invece sulla sicurezza sul lavoro. Partiamo da qua, Armando. Sì, fortunatamente le attenzioni sulla sicurezza non vengono messe da parte. Noi titoliamo questo spettacolo che porteremo in piazza d'Oderzo il 20, quindi mercoledì 20, dalle 20:30 alle 21. Lo intitoliamo Ho sempre fatto così. Sono le abitudini che mettono da parte le attenzioni alla sicurezza. Questa è la nostra convinzione. Adesso di bello, oltre che la piazza di Oderzo, con questo spettacolo, che è uno spettacolo che presenteranno i Papu, che è un gruppo cabarettistico. Uno dice: ma perfetto, volete far ridere sulla sicurezza? No, vogliamo trovare un modo simpatico, un modo che arrivi alla gente, che arrivi al cervello, che arrivi alla testa e che arrivi al cuore della gente per parlare di sicurezza. Magari fra qualche anno lo faremo in corsivo, visto che adesso va di moda parlare di quel tipo di linguaggio là, però voglio dire, questa è una cosa che a noi sta molto a cuore. La cornice di Piazza Grande, di Oderzo eccetera è una cornice spettacolare, si inserisce in un contesto delle fiere della Maddalena eccetera, che non è cosa da poco, e Confartigianato vuol portare all'attenzione di tutte le persone, non solo degli imprenditori, perché la sicurezza poi è una cosa che tu tieni dentro. Pensiamo alla sicurezza, a tutti gli incidenti domestici, pensiamo agli incidenti stradali eccetera. Se noi creiamo questo tipo di cultura, è chiaro che non arriveremo mai al rischio zero, perché non esiste. Certo. Però voglio dire, questo è l'obiettivo. Senta Armando, perché parlare di sicurezza sul lavoro utilizzando i dati, che è quello che possiamo fare noi, ad esempio come giornalisti, quando torniamo a ricordare i morti sul lavoro? Abbiamo tra l'altro delle classifiche penose anche per quanto riguarda il nostro Veneto. Perché non fa più notizia? Perché allora forse una modalità come la vostra, lo spettacolo, può attirare di più l'attenzione. Ci siamo tristemente abituati a raccontare delle morti sul lavoro, secondo lei? Ci siamo tristemente abituati, invece bisogna trovare una formula nuova, e credo che tutto il mondo, anche quello del lavoro, del commercio eccetera, cerchi formule nuove per attirare delle attenzioni. E quindi è chiaro che se i metodi canonici non funzionano più, non fa più impressione 20 morti stradali, sono numeri che poi al momento ti fanno una certa impressione e poi scappano via, fanno parte quasi di una normalità. È brutto da dire, però io mi ricordo, a proposito di morti sulle strade, quell'agosto quando è crollato il ponte Morandi, ho avuto il tocco al cuore, però poi forse per fortuna il tempo porta via anche questo dolore eccetera, però
A questo ormai siamo arrivati. Lì si parlava di un altro tipo di sicurezza, certo. Però noi parliamo di quella sicurezza che riguarda le famiglie, che riguardano le persone e quindi anche le imprese. Anche le imprese. Oggi la normativa, i vari ISO, i vari protocolli è molto severa, è molto stringente, cioè dal punto di vista della sicurezza sul lavoro le aziende devono adeguarsi con anche i corsi di formazione, cioè la formazione è entrata prepotentemente nelle aziende. Si riesce ad adeguarsi, come insomma, lei è anche titolare d'azienda e rappresenta tantissimi artigiani tra Oderzo e Motta, si riesce? Quali sono le difficoltà nel garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro? Glielo chiedo proprio da chi ci lavora dentro. Beh, le difficoltà è ovvio, quando tu porti delle normative all'interno di un'azienda e delle cose da fare all'interno di un'azienda, è sempre un'imposizione. È un'imposizione, ma di fatto crei dei costi. E quando tu parli agli imprenditori di costi, questi gli girano subito le scatole, sia che l'azienda stia bene, sia che l'azienda stia male. Però la vita viene prima dell'azienda, certo. E viene prima dei profitti, eccetera. È vero che le normative hanno ormai portato a una formazione e guardi che viene apprezzata la formazione. Noi come Confartigianato puntiamo molto sulla formazione, che tra l'altro è d'obbligo. Però pensi che ormai anche all'interno della formazione obbligatoria di tanto in tanto inseriamo gli sketch dei Papu per attirare, perché 6 ore di formazione sulla sicurezza è uno svangamento di maroni, mi consenta lunedì, è tutto consentito. il termine venetico, no? E quindi questo Quindi lei dice forse le modalità con cui la cultura della sicurezza sul lavoro viene veicolata potrebbero essere aggiornate. Sicuramente, no? Poi ci vuole un cambio culturale. Certo. Io le faccio un esempio che è quello di tutti i giorni. Anche poco tempo fa nelle colline del Prosecco è morto un signore, un agricoltore, perché si è rovesciato il trattore. Cioè, voglio dire, l'anno scorso mi sembra addirittura 2. Sì. Cioè, siamo a sti livelli qua, sì. Siamo a livelli mica da poco. E poi magari uno dice, beh, ma cos'erano i 500 euro del roll bar del trattore, quello che rovinava l'azienda? No, quindi vuol dire che è un fatto culturale ed è il titolo della serata sarà "Ho sempre fatto così". Quel povero signore che si è rovesciato col trattore aveva sempre fatto così. La consuetudine, l'abitudine che ci che inchioda un po', no? E quindi in qualche modo anche congela la nostra capacità di attenzione quando stiamo facendo un lavoro, siamo abituati a farlo, pensiamo magari che non succeda nulla e invece è una... E guardi, questa modalità, speriamo, perché è un tentativo che stiamo facendo, questa modalità invece di portare la formazione con un metodo comunicativo nuovo e simpatico e di portarla in piazza vuol dire non portarla solo agli addetti ai lavori, perché poi sembra che la sicurezza sia una cosa di addetti ai lavori, ma se in piazza arriva la famiglia col bambino di 12-13 anni, magari è proprio lui che capisce qualcosa e forse fra 20 anni non saremo qua io e lei a raccontarci di questa problematica. Allora, ricordiamo l'appuntamento mercoledì 20:30, Piazza Grande, partecipazione libera e quindi portate anche i bambini. Esatto, per iniziare a diffondere in maniera diversa la cultura della sicurezza. E allora voi appunto vi occupate di sicurezza sul lavoro in un momento in cui per gli artigiani molto, molto particolare, molto pesante. Intanto le chiedo una sua posizione su questa crisi di governo. Tutte le categorie economiche hanno espresso insomma un loro parere e non dico una cosa nuova se racconto di questa Italia che tra partiti, tra imprenditori e anche semplici lavoratori sta chiedendo a gran voce un Draghi bis, cioè le persone sostanzialmente che percepiscono questa attuale situazione di crisi stanno chiedendo a Draghi di non andarsene. Gli artigiani come stanno vivendo questa situazione? Ma allora gli artigiani stanno vivendo con assoluta preoccupazione, cioè non è questo, è impensabile. Quello che sta succedendo è un'altra epidemia, è un altro dramma, è un'altra guerra. È impensabile che nel bel mezzo di un incendio ci si fermi tutti perché dobbiamo decidere chi sarà il prossimo comandante dei Vigili del Fuoco. Cioè questa cosa è impensabile. Al governo oggi stanno prendendo decisioni per domani,
Cioè è impensabile fermare qualche mese, qualche settimana per le elezioni, discutere di queste cose qua. È una roba che non sta né in cielo né in terra. Quindi le categorie è chiaro che sono tutte, se lei ben detto, siete tutti che pensate che avete bisogno del Draghi bis. Sì, non siamo mica innamorati di Draghi. Non siete innamorati di Draghi? Ma io personalmente no, però voglio dire, in questo momento io voglio un comandante, voglio qualcuno che governi e non abbiamo tempo da perdere. Poi sa, non siamo innamorati di Draghi, non ce l'abbiamo con Draghi, è un governo tecnico. Non è un governo politico. Ma i governi tecnici però sono figli dei fallimenti dei governi politici, quindi, e con cui poi abbiamo già detto tutto. Quindi io spero solo, a questo punto non sono le forze politiche che cambieranno il parere le scelte di Draghi. Io spero solo che Draghi non abbia già in mente altri lidi, altre scelte, eccetera, quindi che ci ripensi. Perché anche gli artigiani hanno bisogno delle politiche che Draghi ha messo in piedi. Beh, ma adesso lei prima citava il 110%, questo sviluppo di lavoro, eccetera. Adesso ci sono delle problematiche legate proprio al 110%, dove un sacco di imprese hanno in pancia dei crediti che nel tempo hanno scoperto che chi se li doveva assorbire, le banche, non è più in grado di assorbirle, vuoi le normative nuove, vuoi tante altre cose, e qui è chiaro che ci vuole un governo che decida domani mattina cosa possono e devono fare le banche, come si possono comportare gli artigiani, le imprese che hanno in pancia questi crediti, e quindi ma sono decisioni che le devi prendere domani mattina, perché l'impresa che ha fatto il lavoro per 200-300 mila euro ha i materiali da pagare, i dipendenti da pagare, l'IVA da versare e deve incamerare. Qual è il rischio se questa decisione non viene presa? Prendiamo un'ipotetica impresa artigiana che ha... Qual è il rischio? Il rischio è il fallimento. Cioè, o uno ha le spalle grosse e dice 1 milione di euro e 500.000 li metto lì, ma noi abbiamo un tessuto, particolarmente qui in Veneto, noi abbiamo un tessuto di piccole imprese, quindi potremmo assistere ad imprese che falliscono perché non hanno i 100 e i 200.000 euro. Lei che è il termometro della situazione tra Oderzo e Motta, su un 100% di imprese artigiane che stanno lavorando con il bonus, che percentuale c'è di rischio di fallimento? Io purtroppo il termometro non ce l'ho. Perché? Perché queste imprese sono imprese venete e ancora non si sono dichiarate, cioè noi temiamo ci sia gente che è in estrema difficoltà e che sta aspettando quella risposta del governo sul come potrà venirne fuori. Sulle 100 imprese noi sappiamo che oggi 20 sono, ma potrebbero essere 50, capisci? Quindi la questione è drammatica e poi insomma è paradossale, uno non può fallire per aver lavorato, cioè, è una roba che non sta né in cielo né in terra. Dov'è che si è inceppato il meccanismo secondo lei? Quando? Perché tra l'altro chi tendenzialmente adesso è responsabile di questa crisi di governo, che è il Movimento 5 Stelle, è anche chi il bonus 110 l'ha partorito, con quell'idea di dare una grande spinta alle imprese, ma anche insomma di cambiare dal punto di vista della sostenibilità il nostro parco abitazioni, se così lo possiamo definire. Dov'è che si è inceppato tutto? Guardi, il progetto era stupendo, io ne sono ancora innamorato, proprio per le finalità che aveva, no? Quindi questo rivedere i nostri edifici in un senso di economia, eccetera. Quindi su questa cosa qui il Movimento 5 Stelle aveva perfettamente ragione. Forse è venuto fuori un po' quella che è l'italianità. Molti ne hanno approfittato, sono stati messi in piedi dei meccanismi veri e propri di truffa. Io se devo colpevolizzare qualcuno, metto sì i truffatori, ma anche quella parte di sistema pubblico che non è stata in grado di non farsi truffare,
E poi certo, ci sono di gestire questa mole di lavoro e di capire che i furbetti del quartierino erano lì, che non aspettavano altro. Posso dire che dal mondo artigiano, quello vero, dalle imprese che lavorano, non sono arrivate truffe, sono stati le vittime delle truffe, e lì si è inceppato, perché tutta una serie di nuove normative per andare a contrastare i furbi di fatto hanno penalizzato quelli che il lavoro lo stavano facendo come si deve. E che magari adesso stanno ancora lavorando, perché e che magari adesso sono quelle vittime che hanno in pancia i crediti e che si sono visti cambiare le norme, per cui quella cessione che pensavano di fare a quella banca non è più possibile farla, perché la banca gli dice calma un momento, perché io adesso devo avere una seconda opinion sul tuo lavoro, ho qualche difficoltà, eccetera eccetera, e adesso le banche sono in stand-by. E poi quanto hanno pesato i costi, i rincari a causa della guerra? Anche qui no? I preventivi presentati non sono più... Sì, guardi, allora la guerra è stata la mazzata finale, però effettivamente i costi in maniera inspiegabile sono cominciati generalmente a salire addirittura prima del 110. Quindi c'è un disegno da qualche parte che io da umile artigiano non so proprio dare una spiegazione, però non so, mi sembra che quasi una regia... Ma rispetto a quando lei ha cominciato ad oggi, quali sono i costi che sono aumentati a dismisura? Rispetto proprio, insomma, lei è... Ma lei pensi che al metro quadro un cappotto, l'isolazione termica di una casa costava dai 60 agli 80 euro a metro quadro. Adesso a meno di 100 non trovi niente. Cioè, voglio dire, eppure per carità mi potranno dire i costi dell'energia, mi potranno dire un sacco di cose che io non conosco, però ci sono dei prezzi che non si giustificano. Ecco, quindi a questo punto adesso l'importante è salvare quelle imprese che sono a metà del guado, venirne fuori e poi ritornare a ragionare su questa cosa qua, perché è soltanto con i bonus fatti bene che si può rivalorizzare un tessuto di edilizia che noi abbiamo molto forte qui in Veneto. Noi siamo quelli che i nostri genitori, i nostri nonni si sono indebitati per fare la casetta. Quelle casette lì, quelle case lì adesso hanno bisogno di essere non buttate giù, ma ripristinate, rivalorizzate, eccetera. E quindi noi abbiamo un patrimonio. E poi abbiamo anche il dovere di guardare avanti e dobbiamo creare degli involucri, delle case che non consumino 3.000 euro all'anno per essere riscaldate, ma che vengano riscaldate con tutte le opportunità. Quindi che l'edilizia sostenibile. L'edilizia sostenibile. Il 110 probabilmente ha creato una confusione, magari qualche malanno sia di studio, sia ma non lo abbandoniamo, lo dobbiamo rivedere. Quindi politica dei bonus sì, ma fatta in un certo modo. C'è chi contesta e chiede di tornare un po' alla logica del governo politico piuttosto che del governo tecnico, perché dice che per le partite IVA questo governo non ha fatto abbastanza. Cosa ne pensa lei? Io sono tra quelli che pensa che non ha fatto abbastanza, però riconosco anche che negli ultimi anni abbiamo avuto di tutto, quindi... Certo, abbiamo contrastato la crisi. Abbiamo contrastato la crisi, c'è stata un'epidemia, siamo stati fermi 2 anni, abbiamo dei numeri da tenere ben presente perché siamo in un contesto europeo, può piacere o no, a me ad esempio piace perché sono convinto che in un contesto, in una lettura più ampia, questa Europa in qualche maniera ci ha un po' salvati, ci ha un po' protetti, o comunque senza non si può andare. Ecco, è stata l'Europa a darci il concetto di edilizia sostenibile poi alla fine, no? E di chiederci di adeguarci. E di chiederci di adeguarci e darci gli stimoli, eccetera, no? E quindi ci sono delle
io ormai da anni sono un europeista convinto. Se poi la domanda è, le piace questa Europa? Beh, insomma, la preferirei un po' più strutturata, un po' più come piace a me. Però questo è. Allora, che cosa chiedono le partite IVA? Quali sono oggi le richieste del mondo delle partite IVA? Andiamo proprio su, diciamo, Oderzo Motta, per il territorio che lei rappresenta, perché poi di mezzo c'è anche tutta la questione legata alla mancanza di personale, al costo del lavoro, quindi dal punto di vista anche del lavoro, dei lavoratori. Ma allora, l'assurdo lo stiamo un po' leggendo ultimamente e vedo che nessuno si scandalizza. L'assurdo è che mentre 20 anni fa, 25 anni fa si contrastava a piè sospinto l'arrivo degli extracomunitari, adesso c'è ogni 3x2 il presidente di Camera di Commercio Mario Pozza che dice guardate che ci vogliono almeno 50.000 immigrati. Cioè, quindi che il mondo è cambiato, solo sta frase qua lo dice in maniera chiara. Quindi è chiaro che noi abbiamo bisogno di più manodopera, probabilmente il sistema di avere più manodopera non credo sia essenzialmente o solamente quello di importare manodopera da fuori, nell'immediato probabilmente sì, ma ci vuole un altro tipo di natalità, che è un altro problema che noi abbiamo, quindi noi abbiamo un problema di crisi demografica e poi proprio nell'immediato. Ma anche il problema della crisi demografica è un tema che va naturalmente affrontato, naturalmente non è un problema che può risolvere il governo Draghi domani mattina. Ma nell'immediato sono quelle chiarezze sul 110%, perché ci mancherebbe, sulla cessione del credito e tutta quella parte per arrivare a far sì che le imprese si salvano, e questo sì è una cosa che dobbiamo avere fra pochi giorni, non fra qualche mese, capito? Quindi tempi strettissimi. Tempi strettissimi e poi c'è tutto il tema che non riguarda Oderzo Motta, ma che riguarda il mondo intero, ma riguarda il mondo della produttività, che è il tema della guerra, che aggancia poi di fatto il costo delle materie prime, gas, eccetera, eccetera. In questo momento di tanto lavoro, in qualche maniera si sta sopperendo ai maggiori costi. Certo. Ma adesso stiamo lavorando tanto. Quindi il paradosso è questo: quando il lavoro sarà quello che dovrebbe essere nella normalità con questi costi qua, tu non ti reggi più. Sì. Quindi adesso stiamo buttando risorse, lavoriamo tanto e non si guadagna perché le entrate vanno in mille rivoli. In mille rivoli. Allora la invito, adesso chiedo alla regia di mandare in onda un servizio che abbiamo realizzato dalla redazione di Treviso, legato proprio alla questione di mancanza di personale. In questo caso sono i vostri colleghi della Confcommercio, quindi commercianti pubblici esercizi, con la presidente Dania Sartorato che diceva ci mancano almeno 1000 lavoratori. Allo stesso modo, parlando con Confapi, ci avevano confidato ci mancano almeno 1000 autisti, cioè manca tanto personale, proprio per agganciarci a quello di cui stiamo parlando. Allora guardiamo insieme il servizio e poi lo commentiamo. Noi dai pubblici esercizi abbiamo perso tantissime forze lavoro, 1 su 3 se n'è andata per cercare un posto di lavoro dove ci fossero maggiori garanzie economiche e di tempo libero. Ci vorranno almeno un paio d'anni per ritornare a formare nuove figure professionali e recuperare l'equilibrio nel mercato del lavoro. Per Dania Sartorato, presidente dell'Unione Provinciale di Confcommercio Treviso, la crescita occupazionale è vincolata al superamento dell'incertezza causata dal Covid e alla consapevolezza dell'importanza della formazione anche nel settore del commercio. In tutta la provincia di Treviso, Sartorato stima manchino in questa stagione almeno 1000 lavoratori. D'estate servirebbe qualche migliaia di persone in più per avere anche ritornare ai livelli di offerta che c'erano prima della pandemia. Nei pubblici esercizi ci sono tantissimi locali che hanno riorganizzato l'orario di lavoro, per cui anziché essere aperti tutta la settimana o tutto il giorno dalla mattina alla sera, prevedono un'apertura in tarda mattinata, poi una chiusura nel pomeriggio e magari anche essere aperti, non lo so, dal giovedì alla domenica anziché
tutta la settimana. Tra rincari e inflazione, ora la crisi di governo, l'instabilità pesa sui commercianti come sui consumatori. Pura follia per la categoria la caduta di Draghi e con lui del suo esecutivo, ritenuto l'antidoto migliore alla crisi per affidabilità e credibilità internazionale. Auspichiamo che possa terminare il proprio mandato con un Draghi bis, questo è fuori discussione, anche perché in questo momento dove la pandemia non è ancora sconfitta, abbiamo un autunno con molti punti interrogativi, abbiamo la guerra fuori dalle porte di casa, il caro prezzi con la possibilità di inflazione dilagante e quindi una contrazione della capacità di spesa, è evidente che ci sono già parecchie incognite, non ne servono altre. Armando Sartori, Confartigianato, parecchie incognite, non ne servono altre, ha detto tutto, si ritrova nei ragionamenti di Sartorato. Sì, mi ritrovo perfettamente con Daniel Sartorato, ha detto tutto, ha evidenziato anche un'altra cosa molto importante, che è la credibilità di Draghi nella scena politica più ampia, e quindi questo non è poco, perché le dinamiche di cui noi oggi siamo vittime non sono interne al nostro paese, ma hanno respiri molto più distanti da noi. Senta, Sartorato ha parlato anche di instabilità data dal Covid, anche questo aumento vertiginoso dei contagi sta pesando sul vostro lavoro, visto che di lavoro ce n'è, oppure è una situazione che si riesce a gestire? Insomma, io nel mondo dell'artigianato non ho questo tipo di sensazione qua, almeno non in maniera preoccupante. Sicuramente questo Covid sta rompendo un po' le scatole, però probabilmente nell'ambito del commercio qualche problemino in più ce l'hanno, insomma, ecco, questo lo riconosco. Allora, in ultima battuta, Sartori, torniamo alla sicurezza sul lavoro, l'appuntamento è per mercoledì, questa è la vostra parte, quella che fanno le categorie economiche. Che cosa dovrebbe fare in più, secondo lei, il governo per aiutarvi a garantire la sicurezza sul lavoro? Visti i costi, visto insomma anche il fatto che i controlli non ve ne siano tantissimi. Cioè... Sì. No, guardi, io credo che almeno il governo ha già tante cose da pensare. I vari governi che si sono succeduti hanno comunque messo in campo tutta una serie di obblighi formativi sulla sicurezza che francamente non andrei a implementare, perché insomma poi sono sufficienti. Adesso quei corsi di formazione, quella formazione là, dobbiamo essere bravi noi a farla bene, ok? Perché sennò si rischia proprio di svolgere il compitino, ho fatto le 6 ore di corso, ho l'attestato e sono a posto. No, noi dobbiamo cambiare mentalità. Sono a posto quando faccio le cose come devo essere fatte in sicurezza. Le faccio una provocazione che mi è venuta in mente in questo momento. Per quanto all'interno del Family Act c'è una norma che dice ai titolari, artigiani, comunque titolari di un'impresa, che qualora fosse rispettata la parità di genere all'interno appunto della loro azienda, questo avrebbe dato loro dei punteggi per la partecipazione agli appalti, il patentino, diciamo, per la certificazione della parità di genere. Se vi fosse anche un meccanismo di premialità di questo tipo legato alla sicurezza sul lavoro, cioè l'azienda mi dimostra che è all'avanguardia, che ha garantito la sicurezza sul lavoro all'interno degli stabilimenti, allora ha qualcosa in più? Molto timidamente, ma già ci sono degli indirizzi dove se tu dimostri questa premialità che hai un piccolo sconto sulle tasse. Però forse si potrebbe fare di più. Forse qui si potrebbe fare di più, però ripeto, è un fatto culturale. Grazie Armando Sartori, Confartigianato, Oderzo Motta per essere stato con noi. Ricordiamo l'appuntamento di mercoledì alle 20:30 a Piazza Grande con i Papu e la sicurezza sul lavoro. Ovviamente buon lavoro a lei e a tutti gli associati che lei sta rappresentando in questo momento, artigiani, persone che lavorano e che fanno grande il tessuto economico del nostro paese, quindi davvero grazie. Grazie, un bel complimento, lo accetto volentieri. Grazie a lei per la sua presenza. Allora io vi presento Mary Pallaro invece, che dovrebbe essere collegata con noi, perché eccola qui, segretario generale funzione pubblica della CISL. Buongiorno Mary, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi, un saluto a tutti. Allora parliamo di sanità con Mary e partiamo dalla notizia che la Regione del Veneto ha trovato l'accordo anche con le unioni sindacali per una stabilizzazione dei sanitari che hanno lavorato a tempo determinato durante il Covid. Ci spiega esattamente che cosa cambia? Sì, è un accordo molto importante perché tutte quelle persone che hanno dato la loro disponibilità a lavorare in questi 2 anni così complicati hanno la possibilità di entrare subito dal 1° di luglio all'interno degli organici della sanità. I criteri che sono stati individuati sono quelli previsti dalla legge, e cioè avere al 30 giugno di quest'anno 18 mesi di servizio, di cui 6 mesi tra il 31 di gennaio del 2020 e il 30 di giugno del 2022. A dire la verità, in Veneto si è sempre seguito la politica di fare concorsi per mettere il personale, per stabilizzare il personale. Ma con questo accordo noi abbiamo già certificato delle aziende, almeno 53 persone sanitarie, 3 figli, e 109 invece sono professionisti sociosanitari, tra i quali 96 operatori sociosanitari. Si poteva fare di più secondo lei, Mary? No, non era possibile fare di più con questo accordo perché, come le dicevo, in Veneto sono stati fatti molti concorsi, vengono ripetuti continuamente, per cui il nostro problema più grande oggi non è stabilizzare persone che non hanno un contratto a tempo indeterminato, ma è proprio trovarle le persone, trovare i professionisti sanitari, sia in ambito sanitario all'interno delle ULSS, ma anche soprattutto in ambito sociosanitario, IPAB o strutture che comunque residenziali per gli anziani. Ecco, questo è uno dei problemi più forti che oggi abbiamo in Veneto, come l'altra faccia della medaglia è che nonostante tutte le assunzioni, e dobbiamo dire che in Veneto è stata fatta un'operazione di assunzioni importanti, dal 2019 a marzo di quest'anno il confronto è positivo nelle assunzioni dei medici, abbiamo più 1582 medici, come è positivo per quanto riguarda gli infermieri, che sono oggi 1915 in più di quelli che avevamo nel 2019. Ma nonostante questi numeri, tutti sappiamo che la sanità, oltre ai servizi quotidiani normali che dava prima del 2019, ci dobbiamo confrontare con questa grande emergenza che è l'emergenza Covid, per cui tanto personale è stato dedicato ai vaccini, ai tamponi, alla prevenzione e a tutte le attività di cura del Covid. Per cui nonostante questo aumento massiccio, la sanità arranca e non riusciamo a garantire tutti i servizi necessari, soprattutto non riusciamo ancora a recuperare tutte quelle prestazioni che purtroppo sono rimaste ferme nel momento in cui è stata bloccata la sanità, che si è rivolta principalmente alla questione Covid. Certo, sì, esatto, abbiamo ancora tutto questo portfolio di visite in attesa che la sanità non riesce a smaltire. Allora, a questo proposito le facciamo ascoltare, Mary, l'intervista raccolta ieri dalla redazione di Treviso al direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, che ha raccontato a noi di aver dovuto richiamare dalle ferie addirittura degli specialisti. Glielo faccio vedere, poi lo commentiamo insieme. Certo. 17 luglio 2021 avevamo 7 ricoverati a Treviso e 6 a Vittorio Veneto. Oggi ne abbiamo 149. Covid, crescono i ricoveri e negli ospedali trevigiani la situazione è di forte pressione sul personale già pesantemente ridimensionato. Tra i Novax sospesi fino a fine anno e chi è a casa perché positivo, all'appello mancano 358 persone. Per non ridurre l'attività, purtroppo, e questo è un po'
quello che ci sta dicendo il sindacato, stiamo ovviamente richiamando persone dalle ferie, stiamo posticipando le ferie a qualcuno. Per il mese di luglio, quindi, soprattutto in area medica, personale sanitario richiamato dalle ferie o costretto a posticiparle. Che prima di tutto dobbiamo garantire l'assistenza. Sì, potremmo ridurre i posti letto come abbiamo fatto d'estate, che abbiamo ridotto i posti letto, lo stiamo facendo dove è possibile, ma mi creda, abbiamo tantissima gente che entra in ospedale, anche non Covid, e contemporaneamente, ribadisco, abbiamo 149 positivi Covid che sono ricoverati, tra cui il 20% di questi ha anche un interessamento polmonare. Quindi è chiaro che purtroppo dobbiamo in qualche modo tener botta, lo so che è durissimo, e cercare che passi questo momento. La speranza è che i contagi, raggiunto il picco, comincino a scendere con conseguente calo anche dei ricoveri in ospedale. Se noi dovessimo ridurre completamente, come facevamo gli altri anni, i posti letto, o gestiamo i Covid o gestiamo gli altri. Quindi siamo costretti a fare questo. Abbiamo ovviamente detto al nostro personale che siamo grati di questo e faremo in modo, con l'arrivo di quei pochi che arriveranno, una ventina, una trentina di infermieri nuovi, di poter sanare questa situazione per dare a tutti la possibilità, almeno ad agosto, di farsi i 15 giorni di ferie. Intanto riscuote successo la campagna vaccinale per la quarta dose, tra le 1.000 e le 1.500 iniezioni al giorno, con un boom di richieste soprattutto di sessantenni che evidentemente preferiscono fare le vacanze con maggiore tranquillità. È preferibile fare la prenotazione, ma si può accedere ai Vax Point anche senza. Da lunedì, massimo martedì, apriamo anche a Giovanni XXIII e gli altri accreditati che possono fare vaccinazioni, e contemporaneamente le persone possono andare gratuitamente a fare le vaccinazioni anche nella farmacia. Mary, allora, richiamati dalle ferie, questo è quello che sta succedendo nella nostra sanità, ma in qualche modo voi come sindacato lo avevate previsto, no? Parlando di cattiva programmazione, figlia di un lavoro che c'è stato ormai anni fa, no? Noi stiamo ereditando una programmazione non di qualità, evidentemente, per quanto riguarda il personale. Chi sta pagando di più questo prezzo? Lo stanno pagando ovviamente i professionisti della sanità. Questo è un dato oggettivo, che purtroppo si somma alla fatica, allo stress di questi ultimi anni, che hanno visto il personale non solo a dover restare in servizio, fare turni, ma dover cambiare completamente anche quello che era la propria quotidianità e in qualche modo dover affrontare un nuovo modo di fare assistenza. Prima lei giustamente parlava di programmazione. Noi abbiamo pagato in questi 2 anni anche un altro fenomeno. Fino a qualche anno fa noi avevamo concorsi per infermieri ai quali partecipavano anche 8.000, 9.000, 10.000 persone a questi concorsi. Cosa è successo nel frattempo? È successo che molti di questi infermieri venivano dalle regioni del sud, perché molte di queste regioni erano commissariate. Purtroppo con il fenomeno Covid anche quelle regioni commissariate sono state costrette ad assumere, per cui non solo oggi abbiamo meno professionisti disponibili a partecipare ai concorsi, ma anche molti di quelli che erano già dipendenti della sanità del Veneto hanno fatto la scelta, comprensibilissima, di ritornare nel proprio territorio. E questo ha causato questi 2 fenomeni. Da un lato la partecipazione è sempre più scarsa ai concorsi e dall'altro le molte richieste di mobilità di chi già è in servizio, e questo sta causando ovviamente molto stress tra i lavoratori, e dal 2019 a marzo di quest'anno noi abbiamo solo tra gli infermieri 2.613 che si sono licenziati, per cui non parliamo di persone che sono andate in pensione perché hanno raggiunto i limiti di età, ma proprio perché hanno fatto la scelta di non restare più all'interno del servizio sanitario. Questo è un dato veneto, Mary, vero? Questi 2.000 e passa è un dato veneto. 2.613 è il dato degli infermieri del Veneto che hanno fatto la scelta di licenziarsi. Sicuramente una parte per andare a lavorare nella sanità privata piuttosto che a partita IVA. Sappiamo che insomma la normativa italiana aveva aperto alle partite IVA la possibilità di fare vaccini, di fare una serie di attività,
ma le garantisco che molti si sono licenziati proprio per fare altri lavori, perché la fatica è davvero diventata insostenibile e ci preoccupa molto il fatto, quello che diceva il dottor Benazzi, sul fatto che poi per mantenere sia le prestazioni sia di curare i nuovi pazienti Covid forse ci troveremo a dover bloccare le ferie, e questo insomma no, perché per questo personale non sono i 15 giorni normali che può avere insomma qualsiasi, ogni lavoro è faticoso, ma probabilmente sono i primi 15 giorni che questo personale fa da tanto tempo e per cui diventava in qualche modo una boccata di ossigeno, ecco. Quanto conta poi diciamo il contratto che questi infermieri hanno? Quanto conta il fatto che se avessero uno stipendio diverso, il contratto fosse diverso, forse invece che lasciare ed andare verso altri lidi resterebbero? Quindi il trattamento economico quanto conta nella decisione di lasciare? Certo, il trattamento economico conta molto, ma guardi, conta soprattutto nell'appetibilità della professione. Se noi pensiamo che comunque per accedere alla laurea triennale ci vuole comunque la maturità, poi 3 anni di laurea, e noi abbiamo stipendi che chi entra, parliamo ovviamente sempre delle professioni laureate non mediche, che entra con uno stipendio base di 1.500-1.600 euro. Ovviamente esclusi turni, escluse festività, eccetera. Con scarse possibilità poi di avere un percorso di carriera in salita che dia soddisfazioni da questo punto di vista. Ricordiamoci che noi abbiamo fatto uno sciopero 2 anni fa per aver finanziato il contratto, perché non avevamo neanche risorse per finanziare questo contratto, e siamo stati 8 anni senza contratto della sanità come tutto il resto del mondo del pubblico. Ecco, noi dobbiamo un po' cambiare mentalità, deve cambiare mentalità il cittadino. I dipendenti pubblici non sono dipendenti di categoria B, ma sono dipendenti che garantiscono, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà, ai cittadini i servizi che sono poi servizi fondamentali. Senta, una notizia è comparsa questa mattina sul Gazzettino che parlava appunto dei dipendenti pubblici. Anche qui rallentamento nei servizi pubblici, servizi amministrativi, proprio perché manca personale. E ricorderà che diversi giorni fa era un po' uscita questa analisi legata al fatto che nessuno vuole fare più servizio in un posto pubblico. Perché? E se ci conferma questo dato anche appunto come sindacato veneto. Glielo confermo assolutamente. Noi abbiamo 3 grandi branche di quelle che io rappresento, che sono le centralizzate, Stato, Parastato. Ricordiamo che dentro il Parastato c'è l'INAIL, c'è l'INPS, che tanto hanno fatto in questo periodo a supporto poi di tutti i cittadini nell'erogazione poi della disoccupabilità, della cassa integrazione, ma pensiamo all'INAIL, il ruolo fondamentale che ha in tutto quello che è il tema degli infortuni sul lavoro, ma pensiamo anche a tutti il contratto e tutto il personale che lavora all'interno dei comuni e delle autonomie locali. Noi abbiamo davanti una grossa opportunità, che è quello del PNRR, tutto il tema delle risorse europee che passano comunque, per quanto riguarda gli investimenti, non solo nel tema della sanità, la missione 5 e la missione 6, il potenziamento del territorio. Noi abbiamo risorse per le costruzioni, per garantire le strutture, mancano le risorse, manca il personale per queste strutture, farle funzionare, ma se pensiamo nei comuni noi abbiamo mediamente una carenza che va dal 30 al 40% di personale in meno negli ultimi 3 anni. Soprattutto quelle professionalità che oggi sono assolutamente necessarie, geometri, ingegneri, per cui personale che poi è fondamentale per mandare avanti il PNRR. E i concorsi vanno a vuoto perché? Perché i contratti non sono sufficienti a garantire
quella retribuzione che in qualche modo un libero professionista invece nel privato può avere. Se poi passiamo all'INPS o all'INAIL o alla giustizia, altri settori determinanti per la crescita, noi arriviamo a punte di carenza di personale fino al 50%, e questo diventa davvero un tema complicatissimo. Se poi pensiamo appunto alle centralizzate, INPS, Ministeri, INAIL, i concorsi vengono fatti a livello nazionale e chi vi partecipa sono prioritariamente giovani o non giovani che vengono dalle regioni del sud e che appena poi vengono assunti chiedono di ritornare nei propri paesi di origine. Quindi è un meccanismo che perdura dunque, perché ne parlavamo anni fa ma non è cambiato nulla. Non è cambiato nulla, rimane sempre questo problema che mette sempre più in difficoltà il personale che rimane, che è sempre più vecchio, perché sappiamo che insomma l'età media del personale nella pubblica amministrazione è molto molto alto, si supera ovunque i 50 anni, ma questo personale che rimane deve ovviamente insegnare, far capire, conoscere quelle che sono poi le realtà lavorative nuovi, e poi questi nuovi sono nuovi che se ne vanno, creando un continuo, un cerchio non virtuoso che poi mette in difficoltà anche chi rimane. Senta Mary, allora in ultima battuta non posso non chiederle quanto la spaventa questa crisi di governo, anche perché a brevissimo iniziamo la nostra tavola rotonda politica, inevitabile in una situazione come questa. Quanto vi spaventa questa instabilità e come sindacato quanto sia preferibile un Draghi bis oppure avere un governo politico ed andare al voto? Guardi, io rappresento la CISL, sono all'interno di un sindacato confederale che ovviamente rappresenta i lavoratori, io rappresento i lavoratori del pubblico come abbiamo detto, ma rappresentiamo come sindacato confederale tutti i cittadini. Ma non lo penso io, lo dicono tutti i dati, lo dicono gli esperti, ci aspetta un autunno molto faticoso per il pubblico e per il privato. Io credo che ci sia bisogno di stabilità, ci sia bisogno di un governo che sia autorevole. Le ricordo solo che noi abbiamo un contratto che non è ancora firmato, quelli delle autonomie locali, quelli dei comuni, e se cade il governo non ci sarà più un ministro che in qualche modo può sottoscrivere quel contratto. Ecco, può essere una banalità, e ricordiamoci che poi tutto il mondo dei lavoratori pubblici viene finanziato con le risorse che vengono dalla finanza nazionale, per cui crisi a noi dei dipendenti pubblici ci vede coinvolti due volte, ci vede coinvolti come cittadini perché la crisi ovviamente fa paura a tutti, e ci vede coinvolti anche come dipendenti pubblici perché, come abbiamo visto da sempre, quando è il momento di tagliare, i primi che vengono in qualche modo tagliati sono i dipendenti nel numero e anche gli stipendi. Ecco, questa è una grande preoccupazione. Io credo che insomma Draghi rappresenti una figura assolutamente autorevole e che, in attesa poi di scelte, di votazioni che sono democratiche, non lo metto in dubbio, però per questo autunno io credo ci sia bisogno di grande stabilità e di grande autorevolezza. Quindi insomma traghettare almeno fino alla fine della legislatura. Grazie a Mary Pallaro, segretario di funzione pubblica della CISL del Veneto, per essere stata con noi. Davvero buon lavoro a lei e a tutti i suoi colleghi. Ora, grazie al suo input, partiamo proprio con la nostra tavola rotonda politica. Arrivederci Mary, grazie. Grazie a voi, un saluto a tutti. Allora, come vi dicevo, partiamo proprio da queste suggestioni che sono arrivate prima da Confartigianato, arrivano adesso dal sindacato per dare il via insomma a questa chiacchierata politica. La prima persona che vi presento è collegata, Claudio Borgia, vice sindaco di Montebelluna per Fratelli d'Italia. Buongiorno Claudio. Buongiorno e grazie dell'invito. Grazie a te. Avremo poi Giacomo Possamai del Partito Democratico, Antonino Pipitone Italia dei Valori e qui con noi in studio Roberto Ciambetti per la Lega. Quindi ci siamo un po' tutti, manca il Movimento 5 Stelle che non stiamo riuscendo ad intercettare in questi giorni. Non ce la facciamo, ma Borgia, partiamo proprio da quello che ha detto Pallaro. I sindacati chiedono, lo chiedono anche i sindaci, poi lo sentiremo, stabilità. Destabilizzante è andare al voto adesso. Chi vuole andare al voto sostanzialmente è il centrodestra, ma soprattutto Giorgia Meloni. Quindi voi, Fratelli d'Italia.
Molto semplicemente, intanto chi ha creato questa situazione non è di certo Fratelli d'Italia, noi siamo da sempre all'opposizione, ma è il Movimento 5 Stelle. Lo fa, tra l'altro, leggo oggi un virgolettato di Conte, sostanzialmente per ripicca, quindi ha messo in piedi tutto questo, lo chiamo con il suo nome circo, perché è un circo, nel senso che ormai da più di 4 anni siamo governati con difficoltà, tra l'altro governi che non durano più di 1 anno e mezzo, 2, perché insomma ci sono sostanzialmente alla base problemi personali, ripicche tra partiti. Questo ne è un esempio. Giorgia Meloni dice una cosa molto semplice: questo governo non sta in piedi, come dire, su basi solide, su fondamenta importanti, sta in piedi solo per difendere la poltrona. Quindi ad oggi la cosa migliore da fare è andare a votare, perché non ci sono idee comuni, non ci sono programmi, non ci sono valori, non ci sono idee. Purtroppo il PD con la Lega, con Forza Italia, con il Movimento 5 Stelle non ha niente in comune, cioè il PD come tutti gli altri partiti, lo stesso Renzi, per cui continuare a stare in piedi e a litigare quotidianamente tra dissapori, dissidi, discussioni, scissioni non fa bene al paese. Cioè la stabilità in questi ultimi anni purtroppo non c'è mai stata, quindi come in tutte le democrazie del mondo Giorgia Meloni dice basta con questo teatrino, andiamo a votare. Votare è democrazia, cioè. Borgia, mi perdoni, il rischio però adesso qual è? Che questa crisi di governo partorisca delle alleanze, quindi ne parlavamo sabato qui nella stessa sede, un centrodestra che si unisce nonostante insomma la situazione non sia così calma, così serena, un partito democratico che potrebbe cercare l'apparentamento con l'ala di Maiana del Movimento 5 Stelle, cioè non c'è il rischio che questa crisi di governo in una campagna elettorale da 2 mesi partorisca delle alleanze un po' forzate, ecco. Per quanto riguarda il centrodestra, no. Adesso ne parliamo. Che noi negli ultimi 20 anni, anzi forse di più, dal 94 in poi, ci siamo presentati sempre uniti. Pertanto il centrodestra è da sempre pronto a governare insieme. In questi anni non è stato possibile per tutta una serie di motivazioni non attribuibili a Fratelli d'Italia. Quello che però abbiamo sempre dichiarato è che alle elezioni politiche del 2023, nel caso in cui fossero anticipate al 2022, il centrodestra si sarebbe presentato unito. Quindi per noi non cambia nulla, ma non cambia nulla dal 94 in poi. Le amministrative in qualche comune, Borgia, fanno valutazioni diverse. Allora, le amministrative però di questa tornata in qualche comune hanno raccontato una storia diversa e ne abbiamo parlato anche io e lei assieme. E poi c'è un 21% di Fratelli d'Italia che pesa in questa nuova alleanza del centrodestra. Intanto è arrivato Roberto Ciambetti, Lega, lo saluto e lo ringrazio e rivolgo direttamente a lui questa domanda. Borgia, resta collegato, no? Questo centrodestra che oggi si scopre unito, nonostante poi nelle ultime amministrative non sia stato così. Le amministrative sono sempre un test particolare che vedono situazioni locali non sempre chiarissime e non sempre, dico, anche elegante. Lo abbiamo visto a Verona, appunto, dove Forza Italia ha fatto una corsa a sé. Alle politiche, come diceva Borgia, effettivamente il centrodestra si è sempre presentato unito, quindi io non vedo difficoltà ad andare al voto al 25 settembre o al 2 ottobre o al prossimo marzo con alleanze che possono variare. Il centrodestra si è sempre presentato unito e si presenterà unito anche alle prossime elezioni amministrative. Il problema è appunto quando fare queste elezioni politiche, scusatemi, proprio perché ci sono dei tempi e delle scadenze soprattutto legate al bilancio dello Stato che non sono assolutamente scontate.
un voto al 2 di ottobre, vedrebbe le Camere insediarsi ai primi di novembre, vedrebbe difficilmente una finanziaria essere approvata entro il 31 dicembre, quindi sono questi i conti che sta facendo il Quirinale. Noi come Lega, se si votasse subito, non abbiamo alcun tipo di problema, e dall'agosto del 2019 che chiediamo di andare al voto, che sarebbe la cosa più semplice e facile e lineare nei confronti dei cittadini. Sentiamo anche dalle categorie economiche in questo momento sicuramente un richiamo anche al fatto che alcuni fondi del PNR probabilmente avrebbero difficoltà ad essere messi subito in moto e per far girare l'economia. Quindi ci sono tante cose che da qui a mercoledì sicuramente si capiranno e vedranno meglio. Quello che sto vedendo in queste ore è che Draghi sicuramente non accetterà mezzi accordi, mezze promesse, mezzi partiti, quindi vorrà capire e vedere cosa si propone eventualmente da qui ai prossimi mesi. Mi pare che in questo momento poi la rigidità maggiore sia di Draghi, che non vuol finire in un frullatore da dove uscirebbe sicuramente non all'altezza del suo nome o della sua competenza. E anche della sua credibilità internazionale. Allora ci fermiamo per un attimo perché abbiamo previsioni del tempo e pubblicità. Intanto saluto e ringrazio Antonio Pipitone, Italia dei Valori, che si è collegato da Padova per portare insomma la voce dell'Italia dei Valori, che insomma anche attraverso Renzi si è espressa. Italia dei Valori diciamo che non esiste più ormai. Esatto, Italia Viva. Italia Viva. Però sostanzialmente tu nasci, Antonio, come... Certo, è la mia storia. È la tua storia, certo, e quindi certo, secondo me anche dalla tua storia di Italia dei Valori può nascere qualcosa. Certo. Assolutamente. Allora tra pochissimo con noi Possa Mai si collegherà più tardi, intanto meteo e pubblicità, e poi ripartiremo da questa tavola rotonda facendovi ascoltare proprio la voce dei sindaci e delle categorie economiche che stanno invocando questo Draghi-vista. Tra poco. Donadel Sunplast fornisce ed installa tende e coperture tecniche, avvolgibili, serramenti in PVC e in alluminio, porte da interni. Bentrovati al meteo. La tendenza per l'inizio della settimana non vedrà particolari sconvolgimenti dal punto di vista meteorologico. L'alta pressione africana sarà ancora ben salda. Vediamo il dettaglio di lunedì 18 luglio. Sul Veneto l'anticiclone, come detto, garantisce una giornata soleggiata e calda. Avremo un cielo sereno o velato e non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature minime tra 17 e 21 gradi, massime invece comprese tra i 29 e i 34 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui tanto sole, il cielo si presenterà limpido solo con qualche innocua velatura. Temperature minime tra i 18 e i 21 gradi, massime sui 30-32 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui ampio soleggiamento, dunque nulla di nuovo, cielo poco nuvoloso e senza piogge. Temperature minime intorno ai 19-20 gradi, massime sui 34-35 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Donadel Sunplast vi aspetta nello showroom di Farra di Soligo, dove troverete le giuste risposte alle vostre esigenze di arredo esterno. Eccoci, ben ritrovati, 13:35. Allora stiamo parlando di politica e lo facciamo dopo un'oretta di notizie che ci hanno portato nel nostro Veneto, toccando i temi sanitari. Abbiamo l'aumento dei contagi del Covid, le ricerche dell'Università di Padova che ci raccontano di come i bambini riescono ad avere un titolo anticorpale 5 volte più alto rispetto agli adulti una volta contratto il virus. Poi abbiamo ascoltato la voce degli artigiani, Confartigianato Marca Trevigiana, le difficoltà e la paura per questa crisi di governo che inevitabilmente genera instabilità, e poi il sindacato CISL. Quindi abbiamo in qualche modo
seminato il terreno per preparare questa chiacchierata politica con Roberto Ciambetti della Lega, che è qui con me in studio. In collegamento abbiamo Claudio Borcia, Fratelli d'Italia, Antonino Pipitone, Italia Viva, e stiamo aspettando Giacomo Possamai del Partito Democratico. Allora Antonio, ti vedo collegato, parto da te. Italia Viva probabilmente è stata la prima voce che è uscita dal coro dopo lo strappo di Conte, e sono stati chiari: avanti tutta, ugualmente senza Conte, senza i 5 Stelle, quindi senza questa ala piuttosto grossa che ha sostenuto il governo fino ad adesso. A distanza di 4-5 giorni dalla crisi di governo, siete ancora della stessa posizione o l'idea del voto inizia a stuzzicarvi un po' di più? Ma questo ovviamente lo deciderà la Costituzione, il Presidente della Repubblica, se c'è una disponibilità della maggioranza, innanzitutto di Draghi, a continuare, che questa è la cosa più importante, e poi se c'è una disponibilità di una maggioranza grande che sostenga questo governo. Voglio ricordare che non è che tutte le forze che stanno assieme a Draghi ad oggi, anzi fino a ieri, si sono messi d'accordo più sulla base di un progetto politico, chissà che. C'è stato un impegno chiaro nei confronti del Presidente della Repubblica su alcune emergenze. La prima era l'emergenza sanitaria, la seconda era l'emergenza economica, la terza era l'emergenza sociale. Sulla base di questo, dopo la caduta del Conte 2, è stato chiamato Draghi, la migliore risorsa, a mio avviso e a nostro avviso, che avevamo in Italia dal punto di vista istituzionale, dal punto di vista di immagine, di competenza, di autorevolezza a livello internazionale, e Draghi ha accettato sulla base dicendo che io accetto se c'è una ampia convergenza, tant'è vero che stanno assieme e stiamo assieme, c'è Ciambetti che è della Lega che vedo in studio, c'è Italia Viva, c'è il PD, ci sono forze che mai sarebbero state insieme. L'obiettivo qual è? Il bene comune, il bene del Paese. Oggi, a 6-8 mesi prima delle elezioni, abbiamo questo strappo di Conte che dimostra di essere non un uomo delle istituzioni, un uomo che ha a cuore le istituzioni e il bene del Paese, ma è un uomo che sta facendo i giochetti classici più beceri, che sono quelli dell'interesse che lui pensa del suo partito, quindi di fare di nuovo il partito alla Di Battista e contro tutti e così via. Vittorio, però queste forze oggi, e parlo soprattutto del centrodestra, si stanno dirigendo verso il voto, cioè stanno in qualche modo già iniziando a fare campagna elettorale. Salvini è andato da Berlusconi, adesso cercheremo di capire Meloni come detterà le sue condizioni nel centrodestra, però il centrodestra è già oltre un'idea del Draghi bis, mi sembra, mentre Italia Viva e i PD stanno ancora lavorando per sostenere Draghi. Ma io penso anche quello che avete detto prima in studio, la preoccupazione delle società, della parte economica, della parte sociale, la società civile. La società civile in genere, sono tutti molto preoccupati di questa crisi, non solo perché c'è una guerra in corso a pochi chilometri da noi, non solo perché c'è ancora una pandemia, ma perché c'è anche una crisi economica veramente preoccupante, e Draghi aveva iniziato un percorso che sarebbe chiuso fra 6 mesi, non fra 20 anni, voglio dire. Quindi dopodiché, se alcune forze giustamente, secondo i loro interessi, i loro calcoli e i propri ragionamenti, ritengono che è più semplice andare a votare o meno, io questo non lo so e lo vedremo. Diciamo che siamo un po' alla tattica politica adesso. Oggi le cose più importanti, a mio avviso, è cercare di, chi come noi, chi come me, chi spero la maggioranza degli italiani crede che sia giusto e opportuno che il governo Draghi continui sulla linea che è stata tracciata fino ad oggi, della serietà, della responsabilità, del buon governo per quello che è possibile, una situazione drammatica in cui viviamo. E quindi noi, per esempio, come Italia Viva abbiamo lanciato, come anche i sindaci per esempio d'Italia, abbiamo lanciato una raccolta di firme online dove siamo già quasi a 100.000 sottoscrizioni perché Draghi rimanga. È evidente che questo poi dipenderà da Draghi sulla base delle condizioni politiche.
Non so se Draghi rimarrà, perché è una persona troppo seria e troppo al di fuori dei giochetti dei partiti, forse che Conte e Grillini non hanno ben percepito. Però diciamo che l'obiettivo è quello, se ci riusciamo, se no la democrazia chiamerà e andremo tutti a votare. E si va in campagna elettorale. Poi le chiederò che cosa vi state dicendo con i colleghi 5 Stelle lì a Padova. Ma intanto vi faccio vedere questo servizio realizzato dalla redazione di Treviso, l'appello dei sindaci per un Draghi bis, e poi proveremo anche a capire se forse questo strappo che ha fatto venire il mal di pancia a Mario Draghi è partito ancora quando il suo nome fu scartato nella rosa per diventare Presidente della Repubblica, perché il sospetto in qualche modo è anche questo. Ascoltiamo il servizio e poi subito da Borgia, Ciambetti e Pipitone lo commentiamo. Ho firmato anch'io la lettera di richiesta al Presidente Draghi di rimanere alla Presidenza del Consiglio, come hanno fatto altri miei colleghi, tra cui il Sindaco di Venezia. Questo perché in questo momento l'Italia necessita delle persone migliori che abbiamo, delle nostre risorse più importanti, e non possiamo certo perderci in litigi o in occupazioni di sedie solamente per interessi personali. Mi auguro davvero che si riesca ad arrivare a una risoluzione rapida e veloce per il bene dell'Italia e dei cittadini. E tra i firmatari della lettera appello a Draghi il sindaco di Zero Branco Luca Durighetto, con lui nella Marca tra gli altri anche i colleghi di Silea, San Biagio, Monastier, tutti a chiedere al Premier di rimanere e garantire stabilità. Non possiamo tollerare mesi di stallo per motivi egoistici, dice da Preganziol Paolo Galeano, anche lui tra i firmatari, ma l'iniziativa partita dal primo cittadino di Firenze, Dario Nardella, è diventata presto un caso politico che la dice lunga anche sulle strategie di posizionamento dei partiti. La proposta di Nardella era stata rilanciata nella chat dei sindaci ANCI, ma l'ANCI formalmente non la sostiene. Non servono appelli, serve responsabilità da parte di tutti nei confronti dei cittadini, dice il sindaco di Treviso e presidente ANCI Veneto Mario Conte, quella responsabilità che i sindaci mettono in campo quotidianamente per dare risposte concrete ai problemi della comunità. Così dunque Conte. Sulla falsariga anche il sindaco di Castelfranco e presidente della provincia Stefano Marcon, pure lui come Conte della Lega. Non firmerò alcun documento come sindaco, tantomeno come presidente di provincia. Io credo che queste questioni, come ho detto all'inizio, siano questioni di natura meramente ed esclusivamente politica, ed ogni rappresentante politico sa bene qual è la strada da intraprendere per dare un futuro al nostro paese. Intermedia la posizione del sindaco di Conegliano Fabio Chies, coordinatore tra l'altro di Forza Italia per la Marca, che condivide la sostanza della proposta di Nardella ma non la forma. Quello che ritengo io necessario è che sia una posizione di tutti, trasversale, che non ci siano condizionamenti politici di sorta, ma che sia proprio un appello corale che nasce dal territorio. Insomma, i sindaci di centrosinistra hanno già firmato l'appello, la Lega parla di responsabilità ma per lo più non intende sottoscriverlo. Forza Italia chiede iniziative condivise e bipartisan perché il Premier rimanga. Le posizioni locali ricalcano più o meno quelle dei partiti di riferimento nazionale, istituzioni usate come sezioni di partito, ha attaccato Giorgia Meloni nel pomeriggio riferendosi alla proposta del sindaco di Firenze. Allineati gli amministratori di Fratelli d'Italia nel trevigiano su tutti Spresiano. Io assolutamente non firmerò nessuna lettera, anche perché ritengo che il sindaco non sia rappresentante solamente della propria maggioranza, ma anche di tutti quei cittadini che legittimamente chiedono di andare al voto, per cui ritengo fuori luogo, firmare una lettera di questo tipo. Borgia, da lei ovviamente con un commento. Come Fratelli d'Italia e poi anche la dichiarazione di Meloni di oggi, di questa mattina sui giornali, la sinistra sfugge al voto. Semplicemente non credo sia opportuno, anzi sono d'accordo con il sindaco di Spresiano che i sindaci si prestino a iniziative politiche. Il sindaco rappresenta rappresenta tutta la comunità, e per cui sia chi è d'accordo sia chi non è d'accordo credo abbia ben altri problemi, nel senso che bisogna amministrare bene, quindi dei sindaci che ho sentito che hanno firmato, la maggior parte sono del PD, quindi sono politicizzati, lo sappiamo tutti, per cui non è inutile che ci giriamo intorno. Dopodiché
ho sentito prima Pipitone dire che sono circa 1000 i sindaci che hanno firmato questa petizione. Ricordo che i comuni in Italia sono circa 7.900 se non vado errato, e quindi stiamo parlando di insomma poco più del 10% di tutti i sindaci d'Italia, quindi non mi pare questa grande mobilitazione. Dopodiché, come appunto diceva Giorgia Meloni, purtroppo constatiamo che la sinistra, il centro-sinistra, fugge come sempre dalle elezioni, per cui ci tengo a ricordare, a sottolineare che questa macchinazione non l'ha creata Fratelli d'Italia, che è all'opposizione, l'ha creata chi è all'interno del governo. Borgia, ma è giusto Borgia, che Meloni faccia valere questo 21% di consensi che oggi ha Fratelli d'Italia all'interno della coalizione del centrodestra? Cioè, Guardi, potrebbe esserci un Meloni Premier. Noi non facciamo valere proprio nulla, noi siamo abituati a prendere i voti sul territorio, a rispondere ai cittadini, e Giorgia Meloni non vanta, come dire, non è il leader che pretende qualcosa. Ci sono le elezioni, nel momento in cui prenderemo un voto più degli altri, allora ci saranno le condizioni per, come dire, incominciare un cammino. Se così non fosse, faremo dell'altro, come abbiamo sempre fatto. Ricordo che prima con Alleanza Nazionale, poi con Fratelli d'Italia, quando Berlusconi prendeva più voti di tutti, era il leader della coalizione, e noi con Alleanza Nazionale lo abbiamo sostenuto lealmente. Così abbiamo fatto con Salvini quando ha preso un voto in più nelle ultime elezioni politiche. Nel caso in cui in queste elezioni Giorgia Meloni dovesse prendere un voto in più, allora sarebbe il leader del centrodestra. Mi auspico la stessa lealtà da parte degli alleati, ma credo di sì, insomma, non credo che ci siano grosse difficoltà, anche perché ultimamente, insomma, i rapporti stanno via via migliorando. È ovvio che, insomma, nel momento in cui c'è un partito in crescita, a prescindere dalla situazione generale, qualcuno storce il naso, comunque cerca di mettere qualche piccolo bastone tra le ruote, ma insomma ordinaria amministrazione, ecco. Però noi siamo abituati, come dire, a non pretendere mai qualcosa prima, non è proprio nella nostra natura. Noi ci confrontiamo, per quello siamo per andare al voto, perché noi ci confrontiamo da sempre con l'elettorato e con il voto degli italiani, il giudizio degli italiani. E siete stati i primi a manifestare l'esigenza di un governo politico, no? Dopo tanti anni. Assolutamente, ma guardi, non vorrei dilungarmi, ma nel momento in cui la politica deve chiamare un tecnico, un burocrate, un tecnocrate, chiamiamolo come vogliamo, è successo per esempio con Monti, ecco, nel momento in cui fa questa mossa, ne perde la politica stessa. Ma si arriva a questo perché la politica non investe su se stessa, non investe sulla classe dirigente, non investe, lo dobbiamo dire, su una legge elettorale seria. Lo dico e mi batto da sempre: bisogna rimettere le preferenze, perché gli onorevoli, i deputati, i senatori devono rispondere ai territori, devono rispondere ai cittadini. Lo dico, ormai sono un disco rotto. Ci deve essere una legge elettorale che determina la sera stessa del voto delle elezioni un vincitore. Così, purtroppo è bello dire abbiamo una repubblica parlamentare, una democrazia parlamentare. Certo, si può modificare, si può andare verso una legge elettorale diversa, rispettando le norme costituzionali, però i cittadini hanno bisogno di stabilità, ma lo dicono tutti in questo momento, no? Ma la stabilità non è continuare a sostenere purtroppo governi che non hanno intanto la maggioranza del voto degli italiani fuori dai palazzi, ma non hanno all'interno dei palazzi il sostegno dei partiti stessi. Diciamo, sì, esatto, che ormai è evidente. Diciamo che la stabilità invocata è, credo, legata al PNRR, cioè a queste riforme che sono agganciate a questo pacchetto di soldi che deve arrivare. C'è la grande paura di categorie economiche, ma anche di questi primi cittadini che hanno avviato e devono avviare dei cantieri all'interno dei loro comuni, e anche questi sono legati ai fondi del PNRR, quindi la grande paura. Ciambetti, tra l'altro la Lega è in piena
in pieni congressi, no? Cioè voi siete nel momento dei congressi, eravate partiti per un grande rinnovamento che già la base in qualche modo chiedeva. Sì, in effetti sono in corso i congressi delle sezioni per arrivare ai provinciali nel prossimo autunno, per arrivare poi ai regionali e il federale il prossimo anno. Però le elezioni sparaglia le carte? Naturalmente quando ci sono le elezioni un movimento politico deve occuparsi di quello in via prioritaria, quindi probabilmente potrebbe esserci uno stand-by. Io mi auguro che comunque almeno per le sezioni si continui e si arrivi ad avere dei segretari di sezione operativi bypassando il periodo di referenti. Ce n'è bisogno, i militanti lo chiedono. Faccio un attimo una considerazione sulla lettera di Nardella. Nardella si lancia molto spesso ultimamente su iniziative che partono dal Comune di Firenze. Subito sembrava fosse del Lanci, poi Lanci l'ha disconosciuta, l'aveva fatto qualche mese fa sull'Ucraina. È molto proattivo Nardella negli ultimi mesi, lo vedo anche a Bruxelles in Comitato delle Regioni, è molto molto attivo, però appunto in questo momento c'è bisogno, specialmente nei partiti a livello parlamentare, chiarezza, lucidità. Iniziative come questa sì, possono trovare e ha trovato anche un consenso trasversale, però non penso sia una lettera come questa che va a condizionare una coesione interna del Movimento 5 Stelle, anzi mi pare che queste assemblee che continuano a fare siano un po' come le assemblee studentesche dei licei, che parlano ma non arrivano poi a nulla di concreto. Andando e parlando anche sugli argomenti che diceva Borgia della situazione in questo momento, è tutta questa legislatura che ha un convitato di pietra che era il partito di maggioranza relativa al marzo 2018, con una classe politico-dirigente purtroppo non adeguata, senza esperienze pregresse, senza magari un 7,30 prima di entrare in Parlamento. È proprio questo 32-33% di parlamentari che purtroppo ha condizionato in maniera negativa questa legislatura. Mi perdoni Ciametti Borgia, che saluto e ringrazio perché so che ha un impegno da amministratore comunale. È così, grazie Claudio, arrivederci. Grazie dell'invito e buona giornata a tutti. Arrivederci, salve Claudio. Quindi ecco, è proprio questa legislatura che ha una situazione che probabilmente nelle altre legislature non c'era, quindi veramente l'abbiamo visto noi nel primo governo Conte appunto da giugno 2018 a agosto 2019. Un contratto fatto, accordi non rispettati, tensioni continue interne che poi Voi avete creduto in Conte? All'inizio sì, perché sembrava fosse una soluzione praticabile, e lo era probabilmente appunto tra aprile e maggio 2018, dopo 3 mesi dalle elezioni che non si trovava il modo per fare un governo, si è trovata questa soluzione che però, ripeto, l'abbiamo subita e vista su tantissimi temi, e che purtroppo ha fatto e già faceva capire di che pasta era fatto il Movimento 5 Stelle, con sensibilità, tensioni interne, idee divergenti al loro interno, che si scaricavano poi sull'azione amministrativa e di governo. Quindi speriamo e mi auguro che appunto... Secondo lei l'appoggio e questo asse che si è creato con i 5 Stelle vi ha portato via dei voti, può aver spostato dei voti per farli andare a Fratelli d'Italia, che di fatto è stato l'unico partito all'opposizione con Draghi? All'opposizione è più semplice fare politica, in governo si amministra, si decide, si fanno anche scelte impopolari qualche volta. Quindi ci sono sicuramente dinamiche politiche e anche comunicative molto diverse tra stare magari unico partito all'opposizione rispetto a chi ha deciso come noi, perché ce lo hanno chiesto i nostri elettori, di far parte di un governo di unità nazionale che aveva come obiettivo quello di riuscire a spendere bene i soldi che arrivano dall'Europa. Era un messaggio anche che ci arrivava dall'Unione Europea. Quindi ci siamo assunti questa responsabilità, sicuramente sapendo che avremmo pagato pegno per un certo, una certa quota di elettorato, però
un partito responsabile fa anche queste scelte. Però quello che si è verificato la scorsa settimana penso sia veramente un non ritorno, un crinale che è impossibile ormai ripercorrere. Quindi o c'è qualcosa che vede appunto Draghi in maniera tranquilla, mi auguro senza una parte dei 5 Stelle diciamo che si assumono comunque un numero di parlamentari adeguato, che si assume responsabilità per riuscire a gestire bene i soldi che arrivano dall'Europa e fare scelte che servono in maniera assolutamente indispensabile al sistema paese. In questo momento ci attende un autunno non semplicissimo. Abbiamo visto oggi su alcuni giornali gli scenari del costo dell'energia nei prossimi mesi, una guerra che per noi andrebbe fatta finire subito, perché crea situazioni e tensioni incredibili a livello europeo, ma a livello anche su questo c'è stata tensione all'interno del governo Draghi. Su questo c'è chi parlava della guerra e chi parlava di cannabis, due temi completamente diversi e priorità completamente diverse. Noi, ripeto, pensiamo che serva avere una pace prima possibile per riuscire a dare tranquillità ai mercati energetici, ai mercati delle materie prime, ai mercati dell'agroalimentare, che rischiano di mettere in crisi non tanto l'Europa ma l'intero continente africano. Quindi veramente quello che sta avvenendo deve responsabilizzare un partito di governo come la Lega in questo momento. Pipitoni, Italia Viva secondo lei potrebbe provare a creare un asse con questa ala di Maiana dei 5 Stelle? Cioè Draghi, mentre il centrodestra sostanzialmente chiede a Draghi di fare a meno dei 5 Stelle, voi insieme al Partito Democratico ancora credete in una parte di quel movimento e nei valori che in qualche modo poi ha veicolato, perché dal bonus 110 al reddito di cittadinanza si può dire tutto, ma insomma sono provvedimenti che sono passati e voluti proprio dal Movimento 5 Stelle. C'è una parte che si può salvare, con cui si può ancora continuare a fare un governo, secondo lei, del Movimento? Ma innanzitutto c'è un pezzo importante dei 5 Stelle che non crede più al vecchio, che sono usciti dai 5 Stelle, che dicono quello che abbiamo sempre detto noi sui 5 Stelle, quindi questa è la grande novità. Se sentiamo quello che dice Di Maio adesso, non fa altro che ribadire le critiche che facevamo noi ai 5 Stelle, voglio dire, sul non essere, quello diceva Ciambetti sostanzialmente, di non essere responsabili, competenti, di essere arrivati là in gran parte per caso e così via. Detto ciò, non è un problema di Italia Viva che deve aprire a un pezzo dei 5 Stelle, un pezzo dei 5 Stelle è già fuori. Sembra che da quello che leggiamo sui giornali c'è una grande confusione e grandi discussioni e dei liti all'interno di quello che diciamo del Movimento 5 Stelle, quindi sembra che un altro pezzo vada fuori, quindi sono tutti, come dire, sono Antonio, mi perdoni, la interrompo perché secondo me deve attivare la videocamera. Dalla regia mi dicono che la sentiamo, l'abbiamo ascoltata bene ma non la vediamo. Forse aveva... Io mi scuso, ma ho problemi col mio... può essere la videocamera, vabbè, l'ascoltiamo, nessun problema allora. Poi cerco di riattivarla. E quindi dicevo che il problema oggi non è Italia Viva verso un pezzo degli ex 5 Stelle o dei 5 Stelle che vogliono uscire, ma è un problema del bene del Paese. Allora, oggi chi ritiene che le priorità, le necessità, ribadisco, dai 23 miliardi che sono passati col decreto aiuti, che vanno ad aiutare tantissime famiglie, aziende, che vanno a far risparmiare sulla benzina piuttosto che dare aiuti alle famiglie. Allora, quindi su queste cose noi ci siamo e ci saremo, voglio dire. Ci sono degli impegni importantissimi internazionali che ha preso questo governo e che Draghi garantisce oggi, è l'unico che può garantire oggi questo percorso. Voglio dire che l'indebolimento che ha avuto l'Europa nei confronti della Russia, dell'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, con la debolezza di Draghi, con la fuoriuscita di Draghi, è evidente che è una cosa importante anche questa qua. Se c'è uno che festeggia a livello diciamo intercontinentale, sicuramente Putin in questo momento, su questa uscita lo stiamo vedendo.
crisi in cui si trova l'Italia. Tra l'altro uno degli argomenti, Pipitone, vostro e anche insomma, del Partito Democratico è la credibilità internazionale di Draghi, cioè e c'è un pressing anche a livello internazionale per il Draghi bis. Sì, certo, non è il problema solo dei sindaci che sono sindaci di area, posso dire che quelli che non vogliono firmare sono sindaci di area dall'altra parte. Il problema è capire oggi, innanzitutto bisogna che ci chiediamo, allora, la legislatura dura 5 anni, ok? Finché ci sarà la possibilità di un governo si va avanti, quindi non è che c'è un'usurpazione di il fatto che non si voti 6 mesi prima, che poi non so che cosa cambi, voglio dire 6 mesi, quindi che sia chiaro che lo diciamo a tutti, la legislatura dura in regione si vota, si sta 5 anni là, voglio dire, non è che appena c'è la prima discussione, c'è la prima crisi, si torna tutti a casa, di solito si fa così e quindi è giusto che comunque alla fine questa legislatura prosegua, soprattutto perché abbiamo un leader, come dicevamo, che ha una levatura internazionale che finalmente, almeno per quello che mi riguarda, io mi sento fiero quando vedo Draghi che parla a livello di Biden o di altri, e quando parla lui tutti stanno zitti. Pipitone, dia un occhio però alla videocamera intanto, passo la palla a Ciambetti perché è meglio vederla, provi un attimo a vedere se riesce a riattivare la videocamera. Così riusciamo anche ad ascoltarla più facilmente. Allora, sostanzialmente, insomma, l'abbiamo sentito da Italia Viva, lo sentiremo poi da Possa Mai. Stanno lavorando, Letta sta lavorando, anche se Draghi sembra particolarmente risoluto e forse uno strappo c'è stato anche dalla partita del Presidente della Repubblica. Già lì forse qualcosa. Salvini è stato insieme a Draghi in questa grande coalizione, ma ha fatto anche opposizione in tutto questo periodo. Non è che possiamo prendere per oro colato tutto quello che arriva, la democrazia parlamentare, i gruppi politici, i singoli parlamentari contano ancora qualcosa, quindi quando c'era qualcosa da ritarare, lo abbiamo sempre detto, non è che mettiamo una testa dentro un sacchetto e andiamo a sbattere contro il muro. Noi rappresentiamo una forza politica che ha delle priorità, ha dei referenti a livello locale, a livello italiano, dei collegamenti a livello internazionale, quindi quando noi facciamo parte di un governo non prendiamo tutto per oro colato, ma vogliamo partecipare all'azione di governo. Abbiamo 3 ministri autorevoli che insomma quando serve la voce la fanno sentire. Che Letta stia lavorando ci mancherebbe, ma tutti quanti stanno lavorando per una soluzione e quindi nei giorni scorsi, sia sabato che domenica, ma da qui a mercoledì sicuramente i contatti fra i capigruppo e fra i leader di partito ci sono. Draghi sta chiedendo anche una situazione solida, perché penso, e mi metto nei panni di Draghi, essere logorato da situazioni che riguardano in particolar modo il Movimento 5 Stelle mi pare non sia nei suoi programmi. Se gli sia rimasto qualcosa da fine gennaio, inizio febbraio, non lo so. Io ero a Roma in quei giorni, Draghi non sarebbe stato votato da questo Parlamento, specialmente da una componente di questo Parlamento, quindi era una cosa che già si capiva lunedì, martedì. Che fine fa l'autonomia? Perché questa è la grande preoccupazione dei veneti. Noi lo abbiamo messo fra le richieste prossime, appunto, di priorità dei prossimi mesi, anche perché il ministro Gelmini ha fatto un lavoro che può essere perfettibile, ci mancherebbe, però noi vogliamo vedere la fine di questo, almeno l'inizio, la fine dell'iter a livello governativo, ma l'inizio della trattativa sui singoli temi e sulle singole risorse. Quindi ma è a rischio secondo lei? Se si interrompe l'azione di governo sicuramente si deve ripartire con il nuovo esecutivo. Sicuramente sarà una delle cose che chiederemo di inserire nel programma del centrodestra per le prossime elezioni politiche, quindi su questo noi non facciamo sconti, ma soprattutto abbiamo alle spalle una regione che lo ha chiesto, come il Veneto e la Lombardia, con 2 referendum chiari e limpidi su come pensa
la pensa la gente su questa partita, quindi su questo come movimento non ci dimentichiamo che l'autonomia è una delle priorità che devono essere affrontate, risolte e approvate. Quindi lei dice il dossier non si tocca, non si torna indietro, indipendentemente che si vada ad elezioni, quello così come è stato, diciamo, in qualche modo presentato, questa autonomia differenziata che stiamo imparando a conoscere di Gelmini, è l'applicazione della Costituzione, niente di più e niente di meno. Devono soprattutto capirlo molti ministeri che hanno fatto resistenza dal 2017 in poi, devono capirlo che è l'applicazione della Costituzione, niente di più ma neanche niente di meno. Se la Costituzione prevede 23 materie e prevede trattative per quanto riguarda anche le risorse finanziarie accompagnate, va applicata la Costituzione. Il Movimento 5 Stelle, ce lo ricordiamo, già nel governo Conte 1 aveva qualche alfiere, in particolar modo di qualche regione meridionale, che invece aveva fatto su questo, non rispettando il contratto firmato fra i due movimenti, non rispettando il contratto, una delle cose non rispettate che ha portato alla crisi di agosto 2019, come la mancata diciamo, revisione del codice appalti, come tante altre cose scritte nel contratto e non rispettate. Lì abbiamo capito che appunto era difficile governare con questo partito che è appunto fatto di tante teste, tante sensibilità e poca chiarezza. Feltri sicuramente ha fatto un editoriale interessante dove ha messo tutte le frasi di Conte, frasi dette in tutti questi mesi e che si sono contraddette. Ci ricordiamo le promesse di Conte sull'autonomia, che era la vigilia di Natale 2018, che era il 15 gennaio 2019, che era inizio febbraio. Abbiamo visto che purtroppo la parola di Conte non era sicuramente qualcosa di scritto sul marmo, ma in questi ultimi giorni abbiamo avuto la riprova assoluta che Conte non è affidabile. Allora andiamo in pubblicità, poi abbiamo ancora 15-20 minuti, intanto attendiamo Possa Mai e Pipitone, così la ascoltiamo ma la vediamo anche. Pubblicità, a tra poco. Ben ritrovati, prima edizione di Antenna 3 Nord-Est. Eravamo in compagnia di Roberto Ciambetti, Lega, che si è dovuto congedare, aveva un impegno, quindi sono io a salutarlo per voi. Abbiamo congedato anche Claudio Borgia, Fratelli d'Italia, siamo collegati con Antonio Pipitone, Italia Viva da Padova, e stiamo aspettando Giacomo Possa Mai del Partito Democratico. Vi do questo flash, è una notizia che il Gazzettino ha dato per primo: Bibbione, fiamme inarrestabili, nuovo incendio alla Pineta del Faro, un incendio che noi abbiamo seguito. Questa mattina avevamo dato la notizia che le fiamme erano state spente, eppure brucia un'area nella stessa zona interessata dal rogo di venerdì scorso e sicuramente anche la siccità non aiuta. Pipitone, grazie per aver riattivato anche la videocamera. Allora, sente, ma che cosa si dice in quella del Movimento 5 Stelle nel Padovano? Noi non stiamo riuscendo a dialogare con il Movimento 5 Stelle, sono stati ovviamente contattati per partecipare a questa chiacchierata, non riusciamo. Che aria si respira a Padova, anche perché insomma, ci sono appena state le elezioni? Ma io posso parlare di quello che c'è stato durante le elezioni, certo. Su quello che dicono adesso, francamente non ho contatti con gli esponenti dei 5 Stelle. Per le elezioni è venuto Conte, i 5 Stelle hanno praticamente quasi imposto al sindaco Giordani la loro presenza all'interno della coalizione. Su 9 partiti, liste civiche, sono arrivati gli ultimi. Questa è la dimostrazione anche di come, nonostante fosse venuto Conte, quindi voglio dire che anch'io mi aspettavo molto di più da quel punto di vista, questo sta a indicare che quando non hai più le basi, non hai più gli attivisti, non hai più le persone che credono in un progetto, i risultati poi purtroppo sono questi. È evidente che le amministrative sono diverse rispetto alle politiche, su questo non c'è dubbio, però insomma un partito nazionale che ha preso il 33% 4 anni fa, che adesso voglio dire si trova ai minimi termini, io penso che qualche ragionamento dovrebbero farlo. Però io posso fare un inciso a quello che diceva prima Ciambetti
Zingaretti sull'autonomia. No, mi spiace che sia andato via, perché questa cosa di dare la colpa ai 5 Stelle che il fatto che non è stata fatta l'autonomia, che è stata fatta la crisi di governo da parte di Salvini sul Conte 1, francamente, a mio avviso, per l'analisi che faccio io, non stare in cielo né in terra, voglio dire. Allora, il Conte 1 è caduto perché Salvini a un certo punto ha voluto staccare la spina, convinto di andare ad elezioni, probabilmente aveva un mezzo accordo con Zingaretti, non si è capita sta roba qua, fatto sta che poi le elezioni non ci sono state, c'è stato il Conte 2 come sappiamo. E la questione dell'autonomia francamente non c'entra nulla col fatto che c'era Conte. Voglio ricordare che il ministro per le autonomie era la Stefani di Vicenza, voglio dire, che era il ministro per le riforme costituzionali, ed era quella che aveva in mano il pallino della situazione. E se la Lega avesse fatto della riforma costituzionale per quanto riguarda dell'autonomia delle regioni, di tutte le regioni italiane, del Veneto in particolare, su cui abbiamo fatto un referendum, è chiaro che sarebbe stato il punto principale, uno dei punti principali. La Lega ha fatto altre scelte, ha preferito fare quota 100 piuttosto che fare la battaglia sulla riforma costituzionale. È evidente che è questo il percorso, quindi non è che poi tutto sta ancora alla base, secondo me, per quando si promettono cose che non si possono mantenere, che sono molto complicate, e si dice sempre alla gente, si raccontano delle storie che non sono vere purtroppo, e il risultato è questo, che dopo 4 anni, quanto tempo abbiamo fatto il referendum, voi avete il cronometro, il cronometro. Quindi è evidente che i risultati sono quelli, che dopo 4 anni la gente ancora aspetta una promessa che era impossibile da mantenere, tant'è vero che ad oggi nessuno è riuscito a mantenerla, nemmeno quando ha governato la Lega, come avendo il ministro della Lega per le riforme costituzionali. Allora, grazie Pipitone, intanto saluto e ringrazio anche Giacomo Possamai che ci ha raggiunto. Allora, le faccio nella prima domanda che le rivolgo un breve riassunto di quello che è stato detto fino adesso, perché avevamo Fratelli d'Italia e Lega che si sono, come dire, presentati come uniti e innamorati più che mai, nel senso che stiamo vedendo questo centrodestra, sia Fratelli d'Italia che Lega, che hanno detto essere, l'abbiamo visto comunque qui in Regione Veneto, però unito, determinato ad andare al voto, un voto necessario. Crede a questo equilibrio, a questo amore ritrovato nel centrodestra, lei? Posto naturalmente che negli amori degli altri non bisogna mettere né parola né il dito, ma non molto, nel senso che già se uno legge le dichiarazioni di questi giorni vede che c'è una frattura molto profonda. La nota che hanno fatto uscire, anzi le note che hanno fatto uscire Salvini e Berlusconi in questi giorni dicono cose molto diverse da quelle che dice Giorgia Meloni, nel senso che quando si dice mai più al governo con i 5 Stelle non si dice mai più al governo, si specifica con i 5 Stelle, segno che Lega e Forza Italia lasciano aperta comunque la porta all'ipotesi, se Draghi lo volesse ovviamente, di proseguire con l'esperienza di governo, e invece Giorgia Meloni tutti i giorni chiede più volte al giorno di andare a votare, di dare la voce ai cittadini, e tra le righe fa anche capire che non è per niente contenta di come Lega e Forza Italia si stanno comportando su questo punto, per cui non mi sembra che l'amore trionfi, esattamente come tra l'altro sono curioso di capire come alla fine verrà sciolta la questione della premiership, cioè del candidato presidente nel centrodestra, visto che fino ad oggi la legge, diciamo così, non scritta all'interno della coalizione di centrodestra è sempre stata che chi prendeva un voto in più faceva il Presidente del Consiglio, però mi sembra che la voglia da parte della Lega e di Forza Italia di rimettere in discussione questo principio, perché non convinti, diciamo così, dell'ipotesi Meloni, sia molto forte, quindi mi pare che sia complicata, ecco, anche da quelle parti. Infatti Borgia diceva non importa i numeri, quando è stato beccato su questo 21% che comunque ormai Fratelli d'Italia ha, si sta avvicinando ad una percentuale molto alta come quella già assodata del Partito Democratico. Lui diceva si va al voto, si contano poi i voti, quindi in maniera molto, molto pulita, molto, sicuramente meno aggressiva rispetto a quello che stiamo vedendo adesso.
adesso di Meloni sui giornali, che ha anche attaccato la sinistra dicendo la sinistra sfugge al voto. Qual è la posizione del Partito Democratico invece? Ce la chiarisce, ce la spiega? Nessuno sfugge al voto per il banale motivo che per fortuna viviamo in una democrazia e quindi ogni 5 anni si vota e quindi nessuno sfugge al voto, si vota al momento giusto. Questo è un primo punto. Il secondo punto specifico invece su quello che stiamo vivendo in questi giorni è questo. Da un lato vi rendete conto di che cosa significa in un momento come questo, in cui tra inflazione alle stelle, costi dell'energia, condizioni di assoluta difficoltà, il governo sostanzialmente una volta alla settimana si ritrova a fare un decreto d'urgenza, ci ritroveremmo di fatto senza governo, perché sì, resterebbe in carico per gli affari correnti il governo Draghi, ma sarebbe un governo chiaramente delegittimato. Resteremo senza governo e tra l'altro ci ritroveremo a fare in ritardo e neanche sicuri di fare in tempo e quindi di riuscire ad evitare l'esercizio provvisorio. Ci troveremo a fare la legge di bilancio ad autunno inoltrato, cioè una condizione che il Paese in questo momento semplicemente non può permettersi, perché siamo in una situazione tale per cui anzi bisognerebbe stare seri, ordinati, tranquilli, portare avanti il governo fino alla fine e poi tanto fra 6 mesi si vota e alle elezioni vediamo chi vince e chi vince governerà, si spera. Questo è il primo punto. Il secondo punto, e chiudo, Draghi. Oggi il valore aggiunto di Draghi nei confronti del mondo è la credibilità, che è il patrimonio che a questo paese, al nostro paese, è mancata di più negli ultimi decenni. Il fatto di avere Draghi Presidente del Consiglio è una garanzia di fronte al mondo, di fronte agli investitori internazionali, di fronte agli altri paesi europei, che siamo seri, che facciamo le cose in maniera seria. Non esattamente l'immagine che stiamo dando in questi giorni, per cui ne abbiamo disperatamente bisogno. Dopodiché, fra 6 mesi si vota, evidentemente Draghi non sarà candidato alle elezioni, quindi ci sarà qualcuno che vince con le elezioni che da gennaio, febbraio, aprile, quando saranno le elezioni, governerà questo paese. Pipitone, Italia Viva è stata l'ago della bilancia in diverse varie questioni e si sta spostando un po' più verso il centro, sempre più verso il centro. Che ruolo può avere se si dovesse tornare a votare? Che posizionamento può avere? Beh, il posizionamento è quello di cercare di essere tra i promotori di un'area riformista, progressista, che possa raccogliere quelle aspettative e quelle speranze di milioni di cittadini. Possiamo così un po' definire che l'indirizzo che ha dato Draghi all'Italia, a questo Paese in questi mesi, è quello che più ci aggrada e che abbiamo più sostenuto e cui francamente personalmente mi riconosco, ma che come Italia Viva assolutamente ci riconosciamo. Quindi l'obiettivo è lavorare insieme per battere per dare innanzitutto una prospettiva ai cittadini, una prospettiva credibile con proposte reali, non con cose che non stanno né in cielo né in terra, a cominciare dal reddito di cittadinanza oppure dalla questione del bonus del 110% che è costato decine di miliardi, voglio dire, che sta creando un sacco di problemi e che ha messo paradossalmente in crisi il sistema economico italiano. Quindi lei rifiuta completamente queste due misure, sia bonus che reddito? Allora, il reddito di cittadinanza è nato per creare lavoro. C'era prima il reddito di inclusione che era dato alle famiglie direttamente dai comuni. Lo Stato dava i soldi ai comuni e i comuni poi li davano alle persone che avevano bisogno, sia che avevano mancanza di lavoro sia alle famiglie. Okay? I soldi di quel progetto sono stati tutti shiftati verso il reddito di cittadinanza, che l'obiettivo era di dare un sostegno alle persone che non avevano lavoro e che poi li accompagnasse ad avere il lavoro. C'erano i cosiddetti navigator che adesso sono tutti disoccupati e poi si sta cercando di trovare a loro un lavoro, tanto per essere chiari. Cosa è successo? Che per come è stato costruito il reddito di cittadinanza, ha creato un sacco di truffe, di cose assurde, perché tu fai la domanda e automaticamente ti arrivano i soldi senza alcuna verifica. È una roba fuori dal mondo. È un po' come lo stesso per quanto riguarda... No, prego.
Ma voglio dire, lo stesso per quanto riguarda il 110%, tu dai, cosa che io inizialmente ho approvato, mi sembrava una cosa positiva, eccetera, ma tu dai, spendi 100.000 euro, gli dai 110.000 per ristrutturare, che sono un condominio, va bene? Quindi i condomini sono totalmente esautorati dall'interesse di risparmiare. Se una porta costa, che so, 10.000 euro, a me costa 10.000 o 12.000, che me frega, se io ci metto almeno il 20%, il 10%, ho interessi che costi di meno, ma non solo, ma non c'è alcuna verifica poi del reddito. Cioè, noi abbiamo dato miliardi di euro a persone che sono ricche già per loro, voglio dire, creando una situazione e queste cose vengono pagate con le tasse dei cittadini, voglio dire. C'è un modo di ragionare fuori da ogni logica. Allora, parlando prima con gli artigiani hanno intravisto comunque la bontà di questa misura, perché ha dato molto lavoro. È chiaro che sembra quasi che siamo in un paese che, insomma, gli interventi e le riforme non le può fare, perché poi si trova sempre il modo di aggirare la norma. Torno da Possamai proprio perché si è collegato all'ultimo, e quindi volevo concludere con alcuni ragionamenti con lei. Italia Viva è stata l'ago della bilancia in diverse partite, potrebbe esserlo anche in questo caso. Il Partito Democratico potrebbe cercare un'alleanza con quell'ala di Maiana dei 5 Stelle, che in qualche modo continua ad avere un grande dialogo con Letta. Cioè, come vi posizionate nell'asse delle alleanze, visto che il centrodestra adesso sta facendo squadra? È molto chiaro che i fatti di questi giorni hanno cambiato la natura anche del rapporto con i 5 Stelle, nel senso che se mercoledì si dovesse consumare uno strappo definitivo, è chiaro che peserebbe su qualsiasi ipotesi e prospettiva di alleanza con i 5 Stelle. Quanto al resto, è chiaro che noi proveremo a quel punto a mettere in campo un'alleanza larga, il più larga possibile, cercando di coinvolgere da Calenda, Italia Viva, quindi da tutte le forze liberali e riformiste, tenendo insieme però anche i Verdi, Sinistra Italiana. Cioè, l'idea diventa quella di costruire una coalizione di centrosinistra che sia competitiva, quindi ci rivolgeremo a tutti quelli che vogliono provare a costruire questo progetto, chiaramente alternativo a Lega, Fratelli Italia e Forza Italia, e tentare di giocarci fino in fondo la partita delle elezioni, che io sono convinto potrebbe dare delle sorprese. Cioè, io non credo che i sondaggi di oggi risponderanno ai dati delle urne fra 2 mesi o fra 6 mesi, a seconda di quando si andrà a votare. Esiste ancora un buon dialogo con Giorgetti? Cioè, con quella parte della Lega che ha sostenuto e tuttora sostiene Draghi? Sicuramente nel tempo in cui si è stati al governo insieme, Giorgetti è stato un interlocutore istituzionale con cui molti tra i ministri e tra le figure nazionali del PD hanno avuto occasione di confrontarsi. È chiaro che è più facile parlare con Giorgetti che con Salvini, probabilmente. Dopodiché, ecco, si tratta di un dialogo istituzionale, non è pensabile che possa sbocciare in qualsiasi tipo di rapporto elettorale. Senta, Possamai, state lavorando ovviamente, mercoledì in qualche modo forse l'azione del Partito Democratico è quella più palese, insomma, perché da sempre Letta ha sostenuto Draghi. Quanto può contare secondo lei la pressione anche a livello internazionale sulle scelte di Draghi? Noi siamo sempre stati convinti e siamo sempre stati i sostenitori più leali di Draghi e del suo governo, ovviamente tra i grandi partiti, nel senso che anche Italia Viva è un partito che sicuramente rispetto a Draghi è stato sempre convinto e sempre leale, perché siamo convinti, non ritorno sulle cose dette prima, ma siamo convinti che in questo momento sia fondamentale per l'Italia avere in quel posto una figura con quella affidabilità, con quella credibilità, con quelle capacità. Ed è anche il motivo per cui, per riprendere quello che diceva lei poco fa, si sta muovendo il mondo per chiedere a Draghi di restare dov'è. Abbiamo visto le dichiarazioni dei leader internazionali, è evidente che stanno arrivando messaggi da tutto il mondo che dicono una cosa molto semplice, cioè che il nostro paese oggi ha bisogno di una guida solida e sicura e credibile nel mondo, e Draghi lo è. Per cui il fatto di perdere i prossimi mesi, di non poter costruire questa legge di bilancio
con Mario Draghi alla guida del governo sarebbe un problema per il paese, non certo per i partiti, ma sarebbe un problema alla fine per i cittadini, e quindi noi restiamo convinti che si debba trovare una soluzione. Senta, l'ultimissima battuta, questa domanda sull'autonomia la faccio anche a lei. Che fine rischia di fare questa autonomia differenziata portata da Gelmini come proposta per il Veneto adesso, se dovesse cadere questo governo? Se cade il governo è evidente che il progetto dell'autonomia, perlomeno in questa legislatura, diventa impossibile. Sono molto curioso di vedere che cosa capiterà nella prossima, nel senso che un centrodestra a trazione Fratelli d'Italia, un centrodestra con la Meloni alla guida, la Meloni è la politica più centralista che ci sia in questo paese, per cui vedo molto complicato per il centrodestra, anche dovesse vincere, portare avanti questo disegno, questo progetto. Paradossalmente, rispetto a quello che si è sempre detto negli anni, potrebbe essere più facile con il centrosinistra, perché dal PD a tutte le forze politiche che fanno parte di una eventuale, perché evidentemente va costruita e messa in campo, forza politica di centrosinistra, sull'autonomia differenziata c'è una serenità, c'è una tranquillità e una convinzione che possa essere utile. Grazie Giacomo Possamai, Partito Democratico, anche per aver trovato questo quarto d'ora per essere dei nostri. Grazie ad Antonio Pipitone, che è stato contattato da me ieri sera per la sua disponibilità, perché era importante che Italia Viva intervenisse in questo dibattito. Ringrazio ancora Roberto Ciambetti, Lega, e Claudio Borgia, Fratelli d'Italia, per essere stati con noi, e voi telespettatori per averci seguito. Prima edizione termina qui, e l'informazione su Antena 3 invece torna a partire dalle 18:30. Grazie ancora a tutti i nostri ospiti e buon proseguimento a tutti di giornata. Arrivederci.